Buonasera a tutti e tutte, benvenuti e benvenute a questo incontro. Io sono Carlo Verri, sono un docente di storia contemporanea di questo dipartimento, il Dipartimento di Scienze Umanistiche, e sono anche componente del comitato scientifico dell'Istituto Gramsci Siciliano. Lo dico perché purtroppo la direttrice del Dipartimento e il presidente dell'Istituto Gramsci Siciliano non possono essere presenti qui per problemi personali, ma si sono preoccupati di farvi sapere che hanno tenuto sin dall'inizio a sostenere questo evento che è stato promosso da me, da Andrea Gullotta, che è uno slavista qui al tavolo sempre del Dipartimento di Scienze Umanistiche, e un altro slavista che tra l'altro insegna anche lingua e cultura ucraina, che è Oleg Rumiansev, che purtroppo anche lui per motivi personali non è qui presente. Tengo inoltre a ricordare che 3 anni fa, subito dopo il 24 di febbraio del 2022, in questo Dipartimento si è tenuto un'assemblea in cui il Dipartimento ha da subito voluto ragionare su quello che stava accadendo. Con Andrea e con Oleg abbiamo pensato di fare questo incontro per l'anniversario, per il 3° anniversario, e però di farlo come dire, a partire da dei libri di studiosi, perché siamo una università e tendenzialmente discutiamo di quello che succede nel mondo, ma sempre con un approccio sempre almeno nelle intenzioni, che vuole essere più scientifico possibile. Dunque, accanto a me ho Simone Attilio Bellezza, che è uno storico contemporaneista dell'Università del Piemonte orientale, si è sempre occupato di Ucraina. Poi ho Giulia De Florio, che è una slavista anche lei, dell'Università di Parma, e lei è attualmente la presidente di Memorial Italia. Come vedete nella locandina, tra i loghi, oltre a quello del Dipartimento, del Gramsci e della Regione, c'è anche il logo di Memorial Italia. Penso di non dover spiegare che cos'è Memorial qui a voi, ma insomma è l'associazione che dall'89 si occupa di, nata all'epoca ancora in Unione Sovietica, si occupa dall'89 di produrre una memoria sui crimini sovietici, e ovviamente si è sempre occupata di diritti umani. Come sapete, purtroppo da alcuni anni lo Stato russo ha sciolto Memorial. Memorial Italia ovviamente ha avuto un ruolo fondamentale in questi anni, anche proprio di assistenza anche al fenomeno della dissidenza russa fuori dai confini. Dunque, non vi tederò più oltre. I libri sono questo qui. Questo libro si intitola
identità ucraina, storia del movimento nazionale dal 1800 a oggi, è uscito nel 2024 e è interessante, mi convince l'approccio perché è una storia del movimento nazionale, quindi una storia di un gruppo di persone che in un determinato momento si pensa come una comunità politica che detiene la sovranità e che quindi intende esercitare il potere di solito attraverso la creazione di uno Stato-nazione. Il libro quindi affronta le differenti fasi di storia della comunità nazionale ucraina, e le fasi sono abbastanza, come dire, diciamo, la scansione temporale è abbastanza intellegibile, perché c'è un primo capitolo sull'Ottocento, sino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, poi un capitolo dal 1914 al 1921, e poi ci sono i capitoli che affrontano come dire, il periodo sovietico. Sono 4 capitoli perché 2 riguardano come dire, la storia del movimento nazionale ucraino all'interno dei confini dell'Ucraina, e 2 invece la storia del movimento nazionale in quella che è la diaspora. E poi c'è ovviamente il capitolo da Gorbaciov al 99, e poi il capitolo dal 99 all'oggi. L'altro invece è un volume collotaneo appena uscito, in sostanza, per l'editrice Morcelliana, al quale volume hanno contribuito sia Simone Bellezza che Giulia De Florio. E questo è un esperimento interessante perché è un tentativo di quella che noi chiamiamo storia del tempo presente, riferito ovviamente all'Ucraina. E ovviamente, parlando di storia del tempo presente, gli autori non sono solo storici e slavisti, ma sono anche giornalisti, economisti, esperti di relazioni internazionali, sociologi e esperti di religione, di questioni di genere, e poi mi dimentico qualche altro, no, più o meno. Allora, anche qui un breve sguardo all'indice, in modo che poi chi parlerà dopo si sentirà più libero, ecco, di parlare di concentrarsi su quello che più ritiene utile, senza dover, ecco, occuparsi di presentare velocemente i volumi. C'è una prima parte. Allora, la cosa interessante è di questo libro l'osservazione in presa diretta, in sostanza, delle trasformazioni che la guerra ha indotto nella società ucraina. Guerra di indipendenza ucraina, come il conflitto ha cambiato il paese 2014-2024, perché ovviamente si parte dal 2014, quindi dall'invasione della Crimea e dalla guerra in Donbass,
Questo è molto importante perché la maggior parte delle persone che vivono in Italia e che non si occupano di Europa centro-orientale al 2022 in qualche modo penso che poco sapesse di quello che stava succedendo dal 2014 sino a quel momento lì, ma è importante affermare che appunto che la società ucraina è in guerra dal 2014. E allora le trasformazioni. Innanzitutto c'è una piccola sezione iniziale sulla guerra, che è il contesto, e quindi l'assedio di Mariupol e le violenze sessuali come strumento di guerra. E poi ovviamente c'è la parte più cospicua che è quella sulle trasformazioni della società ucraina, quindi il diminuire del potere degli oligarchi, il protagonismo delle donne, della comunità LGBTQIA+, e poi la creazione della Chiesa ucraina ortodossa, ovviamente, e poi la derussificazione della cultura e mi sembra che come... E ovviamente il problema fondamentale, non so come ho fatto a dimenticarmelo, il problema dello spostamento delle persone, sia interno ai confini e sia esterno. E poi ovviamente c'è una parte sulla guerra al di fuori dei confini dell'Ucraina, quindi ovviamente una parte sulla dissidenza in Russia che c'è e che continua, e poi il problema della Transnistria, questa regione della Moldavia che è controllata dagli anni 90 dalla Russia, e il capitolo sulle donne sulle donne ucraine in Italia e su come da una immigrazione di tipo economico con la guerra questa componente che vive di genere che vive in Italia si sia trasformata in un attore politico. Ecco, penso di aver detto tutto quello che mi ero prefisso di dire. Lascio quindi la parola ad Andrea. Grazie Carlo, buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui perché credo sia importante che la nostra università, in una data così drammatica come quella di oggi, che segna una svolta abbastanza importante per la nostra epoca, abbia questo momento di riflessione e che lo faccia in una cornice comunque ben definita, non lasciando spazio a chiacchiericci e a cose poco definite, ma partendo da due studi usciti da pochissimo che ci permettono di avere una comprensione assolutamente maggiore e più precisa di una serie di questioni e di una serie di dinamiche che sono di vitale importanza per capire quello che sta succedendo. Parto da un dato personale, visto che dei libri comunque ha già parlato Carlo Verri, che ringrazio perché l'idea di questo incontro è partita da lui e si è dedicato in maniera davvero straordinaria all'organizzazione di questo incontro, talmente straordinaria da portarmi uno dei due libri che io ho perso nel mio studio tra i 1000 libri che ho. Quando è arrivato il 24 febbraio 2022, noi di Memorial Italia, perché anch'io ne faccio parte, siamo stati subissati di richieste, di informazioni, perché dell'Ucraina di fatto si sapeva veramente poco. Parallelamente abbiamo visto un diffondersi assolutamente allarmante, direi anche drammatico, di pseudoesperti,
una parte pseudoesperti per convenienza economica o comunque per visibilità, e una parte invece evidentemente imbeccata per portare avanti una visione assolutamente distorta. Noi di Memoria d'Italia abbiamo risposto a questa richiesta di chiarimenti che ci arrivava dalla società intesa in senso lato, università, associazioni, editori, media e quant'altro, cercando sempre di mettere la verità al centro. E una delle prime iniziative che abbiamo fatto è stato un libro che è uscito con il Corriere della Sera, che si apriva con una sezione curata da Nicolò Pianciolla, mi pare, e Marcello Flores, su tutte quante le affermazioni false che venivano utilizzate per giustificare il conflitto e per diffondere false informazioni sulla realtà ucraina, che poi sono state smontate, fra virgolette, da questi due studiosi che fanno anch'essi parte di Memoria d'Italia. In questi 3 anni il panorama è cambiato abbastanza. Da un lato purtroppo va registrato un calo di interesse da parte della società nei confronti di questa guerra a cui ci siamo abituati, un po' tutti. Dall'altro abbiamo visto un radicarsi sempre maggiore di un certo tipo di informazione e di un certo tipo di distorsioni. Fortunatamente però l'attività di diversi studiosi ha fatto sì che adesso dell'Ucraina se ne possa parlare con cognizione di causa e sulla base di studi fatti bene e con valutazioni scientifiche oggettive delle fonti. 2 di questi studi sono presentati oggi. Il primo, L'identità ucraina, il libro di Simone Attilio Bellezza, ha un grandissimo merito. Non so se tutti se lo ricorderanno, immagino molti sì, ma prima dell'inizio dell'invasione su larga scala del 2022, del 24 febbraio 2022, Vladimir Putin fece una serie di discorsi, uno in particolare, la cui tesi fondamentale era che l'Ucraina non fosse una nazione, fosse un'invenzione di un errore, un'invenzione creata da un errore sovietico, nel momento in cui era stata fatta la cartina interna dell'Unione Sovietica, e questo è stato uno degli argomenti fondamentali utilizzati da Putin per giustificare questa guerra. Argomento che poi, l'avete sentito sicuramente, qualche giorno fa ha riecheggiato nelle parole di Trump, il cui ruolo in questo momento chiaramente è particolarmente inquietante e sicuramente produrrà una serie di problemi su larga scala. Così come noi parliamo di invasione su larga scala, dobbiamo vedere quali saranno le conseguenze su larga scala di quello che sta succedendo in questi giorni. Questo libro invece ricostruisce, smentisce con i fatti questa farneticazione di Putin. L'Ucraina è un paese, è una nazione, ha un'identità ben definita, costruita nei secoli, costruita attraverso percorsi non lineari, estremamente complicati e certamente come dire, modulati da una serie di situazioni contestuali sociali e storiche che hanno nettamente peggiorato o complicato questo percorso. L'Ucraina, il vero e proprio discorso nazionale ucraino, diciamo l'identità ucraina come oggetto, come è spiegato bene da Simone Bellezza nel libro, nasce nell'Ottocento, sebbene ci fossero, e questo lo fa nell'introduzione, nella breve introduzione Simone Bellezza, ci fossero chiaramente dei momenti storici in cui questa idea ha cominciato a avere delle sue basi. In particolare i 2 snodi che vengono visti sono la formazione dello Stato kieviano e anche la formazione dei cosacchi, dell'etmanato dei cosacchi, tutto quanto quella che è la particolare situazione dei cosacchi nella zona del Zaporozhye, come si chiama nel contesto russo. Però a partire dall'Ottocento in particolare si avvia un percorso che nasce all'interno dell'impero zarista e che quindi viene osteggiato, o quantomeno deve farsi strada con grande difficoltà. Arrivano poi le difficoltà dell'era sovietica, anzi, giustamente il libro nella finestra temporale che fa è 14-21, quindi si parte già dall'inizio dalla scoppio della Prima Guerra Mondiale, che è un momento fondamentale
per lo sviluppo, per uno degli spartiacque sicuramente nella storia dell'impero zarista e quindi a cascata anche dell'Ucraina, e che vede la fase, diciamo, fra le rivoluzioni di febbraio, di ottobre del 17 e poi la guerra civile, in cui l'Ucraina cerca in qualche modo di formarsi. Di questo magari lascio la parola a Simone, che è l'esperto, quindi non è giusto che ne parli io, abbiamo l'autore qui, ne approfittiamo. E poi all'interno dell'Unione Sovietica, dell'esperienza sovietica, sia internamente nei confini, come diceva giustamente Carlo Verri, ma anche esternamente con la grande diaspora ucraina. Io ricordo la prima volta che sentii parlare di Ucraina come oggetto storico, diciamo identitario, era riguardo alla diaspora ucraina in Canada negli anni 70, questo così un piccolo aneddoto, però per dire c'era, e questo lo ricostruisce molto bene questo libro, tutto un processo di formazione dell'identità che si è sviluppato su due linee, diciamo, una interna e l'altra esterna, e poi si arriva al crollo dell'Unione Sovietica, alla nascita dell'Ucraina come Stato, e qui mi collego al secondo libro, però una nascita che non è lineare, non è semplice come nessuna delle storie legate ai paesi post-sovietici è lineare, non esiste una creazione di uno Stato lineare all'interno della frammentazione dello spazio sovietico, e fa sì che oggi presentiamo un libro che si chiama La guerra di indipendenza ucraina di un paese che l'indipendenza l'ha conquistata nel 91 pacificamente, però adesso si parla di guerra di indipendenza dal 14 al 24. E questo secondo libro si collega strettamente al primo, ma offre una prospettiva diversa. Se il primo ha appunto questo focus sull'identità, il secondo invece vuole far vedere come lungo questi 10 anni, quindi la guerra, come si diceva, comincia nel 14, comincia con l'Euromaidan, comincia con l'invasione della Crimea, comincia con il Donbass e arriva ai giorni nostri. Poi nel 22 c'è una seconda fase, ma la guerra nasce nel 14. Questo libro finalmente ci fa vedere una serie di cose che ad esempio vengono utilizzate di nuovo dalla disinformazione o dalla propaganda come motivi per giustificare o comunque dare una visione distorta dell'Ucraina. In questo libro, ad esempio, i famosi nazisti ucraini, che sono stati uno dei motivi dell'invasione, credo che non esistano, o se esistono sono quello che è giusto che siano, cioè lo 0, i nazisti ucraini nelle elezioni hanno preso lo 0,3 mi pare, non ricordo, insomma sono un'entità politica assolutamente risibile, che però è stata ingigantita per motivi ben specifici da parte del regime putiniano per creare un motivo per giustificare l'invasione. Ci sono le trasformazioni di una società viva, di una società che ha all'interno una serie di componenti che in questo momento in Russia ad esempio sono represse. Ad esempio si parlava prima delle comunità LGBT, QIA+, è sempre difficile dire tutte quante le parti della sigla, e che nell'articolo peraltro proprio scritto da Simone Bellezza sono state invece all'interno di questi anni protagoniste di una serie di fasi. Ad esempio nella fase Yanukovych si parla di strategia del silenzio, e invece poi ci sono state parti in cui è stata molto più attiva e pubblica. C'è l'impatto di alcune questioni storiche che sono poi, fra virgolette, esplose in un contesto di guerra. Ad esempio nell'articolo di Marco Puleri si parla della questione della decomunistizzazione, poi della derussificazione che è avvenuta e che chiaramente è un processo che è stato estremamente complicato dalle dinamiche della guerra all'interno dell'Ucraina. E un'altra cosa che è molto importante sottolineare è appunto questa immagine di un paese corrotto, di un paese pieno di oligarchi, di un paese di fatto che è una falsa democrazia. E invece questo libro, che invito tutti quanti a leggere, fa vedere un paese certamente non perfetto, quale paese lo è, ma un paese che ha una sua identità, le sue dinamiche, una società variegata, sfaccettata, con molte anime diverse, anche contrastanti, e
oggi che questo paese, questa nazione sono messe particolarmente a rischio da questa congerie internazionale che fa presagire, devo dire, il peggio, è utile tornare a questi testi per provare a avere una visione un po' più chiara di quello che sta succedendo. Io però non voglio parlare troppo perché non ho scritto questi libri, abbiamo l'autore e abbiamo l'autrice di uno dei capitoli, quindi cedo la parola a Giulia De Florio. Prima magari pensavamo, visto che il suo articolo riguarda le proteste fatte in Russia in difesa dell'Ucraina, argomento peraltro fondamentale, è giusto forse lasciare la parola a lei per vedere il contesto. Facciamo il cambio di serie? Sì, seguiamo la scheda. Come sarà la disposizione del tavolo? La foto prima e dopo. Oddio, ma è basso così. È bassissimo. Cioè, i miei tacchi. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e tutte e un enorme grazie davvero di cuore a Carlo, al Dipartimento di Studi Umanistici, all'Istituto Gramsci, e ovviamente anche ai due colleghi e amici che sono qui di fianco a me. Io per una volta sono contentissima di essere in minoranza quando si parla di Russia, perché di solito si parla sempre molto più di Russia che di Ucraina, e questo invece oggi è una giornata più di tutte che deve essere dedicata all'Ucraina dalla prospettiva ucraina, perché è un problema tra i tanti che ha già evidenziato anche Andrea nel suo intervento, per quanto riguarda soprattutto il racconto dell'invasione qui in Italia, è stato sempre il filtro russo, cioè averlo raccontato spesso con gli occhi della Russia, che quindi inevitabilmente sono occhi già che propongono una visione quantomeno parziale, se non prettamente distorta. E quindi io in questo saggio sono l'unico intervento russo e sono felicissima di essere l'unico intervento russo, perché era come dire, sono stata contenta dell'invito di Simone, perché è comunque un pezzo, un tassello del puzzle che va considerato, però è un tassello, non è il puzzle intero, né tantomeno deve essere così interpretato. Ed è un tassello di quello che secondo me, in un titolo bellissimo di un altro volume di una studiosa ucraina, Alessia Yaremchuk, giusto? Si chiamano Mosaico Ucraina. L'Ucraina è davvero, mi sembra un'immagine molto azzeccata per parlare di Ucraina. L'Ucraina è un mosaico di storie, religioni, lingue, confessioni, credenze, confini, che davvero sfugge molto innanzitutto a un'analisi esaustiva, e soprattutto ha rappresentato, proprio questa sua diversità ha rappresentato per la Russia di Putin verosimilmente la più grande problematica. Putin eredita dall'Unione Sovietica la sua idea di impero, ovviamente, che prende anche dal periodo precedente alla formazione dell'Unione Sovietica, ma eredita anche questa idea di uniformazione, di dover sempre omologare, di dover sempre controllare attraverso l'appiattimento, e l'Ucraina era tutto il contrario. L'Ucraina sfuggiva molto a questa idea di unicità, e tantomeno sfuggiva l'idea di essere sotto un controllo, e quindi questo rappresentava dal suo punto di vista ovviamente una minaccia. E secondo me il libro che è appena uscito, appunto, La guerra di indipendenza ucraina, mostra molto bene tutte queste sfaccettature, tutte queste anime e tutti questi tasselli, ed è davvero molto informativo. È un pregio enorme. Adesso sembra brutto parlare di un libro in cui ho scritto io, ma io ho scritto il capitolo russo, quindi non c'entro con gli altri. È un libro davvero che dà molte informazioni e le dà in maniera corretta, scientifica, ma anche molto accessibile a chi non ha un retroterra o per forza una formazione, già una conoscenza approfondita dell'Est Europa e della storia ucraina più recente. Quindi davvero il consiglio è di leggerlo e di usarlo come un po' cartina di tornasole, perché tanti processi che qui sono raccontati si sono già svolti, sono già avvenuti, e un po' anche come guida e bussola per capire qualcosa di quello che sta avvenendo e che potrà avvenire anche in futuro, al di là di quello che potrà succedere poi nel mondo internazionale. Quello che posso dire, dico due parole sulla parte appunto della dissidenza russa che ha caratterizzato, che ha connotato una parte della società civile della federazione dal 2014 a oggi,
Ringrazio davvero Simone e Marco per avermi chiesto di fare questo piccolo studio, perché erano tutte informazioni che più o meno da russista e anche da persona che lavora in Memorial avevo in mente, ma non le avevo mai messe in maniera sistematica una dopo l'altra, e devo dire che il quadro che poi ne esce, si evince, non è molto rassicurante o consolante, nel senso che sicuramente c'è una grande differenza tra il dissenso civile russo del 2014 e del 2022. Sono due fasi molto diverse da vari punti di vista, sia per scala di intensità, ma anche proprio per conformazione e, diciamo, identikit della società civile che si oppone, ma soprattutto arrivano da due momenti molto diversi della storia russa recente. Le proteste del 2014 sono figlie di quel grande momento di svolta, di quell'unico grande momento di svolta nella storia russa recente, che era il 2010-11, quando c'era stato questa enorme ondata di protesta passata sotto il nome di Bolotnaia Ziela, che erano diciamo, il posto, la piazza in cui si dovevano riunire a Mosca le persone che protestavano, alla quale poi è seguita una ondata altrettanto forte di repressioni, arresti e persecuzioni giudiziarie, che ha dato il via a una nuova fase repressiva dell'era putiniana. Ecco, analizzata in questo senso, nel 2014 arriva sull'onda lunga di quella prima protesta, di quella prima idea anche di risveglio civile, in cui la società civile russa sembrava finalmente aver capito di avere un ruolo nel proprio paese, cosa che fino ad allora non era stata sicuramente messa a tema, perché il patto sociale col presidente era stato quello di avere maggiore benessere, maggiore libertà privata, in cambio di un consenso al potere politico e un demandare totalmente al Cremlino e soprattutto al suo rappresentante più alto tutti i poteri. Quindi il discorso era: lui faccia quello che vuole, io sono fuori dalla politica, posso viaggiare, posso vedere il mondo, posso avere un lavoro molto migliore rispetto a quello dei miei genitori, e questo è il patto, ognuno faccia la sua parte. Questo meccanismo si incrina nel 2010-2011, e queste proteste da una parte sicuramente fanno vedere quanto il regime era già un regime autoritario, ma dall'altro fanno anche vedere che ci si può opporre a questo regime. È il momento in cui nasce banalmente, politicamente, Alexei Navalny, di cui abbiamo festeggiato, è brutto da dire, onorato pochi giorni fa l'anniversario della morte o dell'assassinio, come lo definiscono ovviamente i media indipendenti russi e non solo. Ecco, in quel momento sembra davvero che si possa pensare a una Russia in cui la società civile, in cui il cittadino è prima di tutto parte integrante della sua società, della storia in cui vive, e soprattutto è uno Stato in cui la politica deve essere al servizio dell'individuo e non il contrario. Quel momento finisce. Nel 2014 in realtà la spinta propulsiva che aveva questo pensiero già si perde, e la prima fase della guerra di indipendenza ucraina fa vedere molto chiaramente che questo dissenso in realtà non rappresenta affatto la Federazione Russa, rappresenta sì una parte superiore rispetto a prima della popolazione, ma non sono numeri che possono minimamente destare paura o preoccupazione ai piani alti del potere. Anzi, e questa è una grande differenza che va sottolineata, l'annessione della Crimea, l'inizio dell'invasione dell'Ucraina rappresentano nella narrazione russa, nella propaganda russa, un momento in realtà di forte collante identitario. Cioè, nella, ripeto, macchina ben oliata della propaganda russa, finalmente ci riprendiamo quello che è nostro. E questo discorso, confezionato molto bene, perché al presidente della Federazione Russa si possono dire tante cose contro, ma che non sia bravo a usare la propaganda non si può dire, perché è veramente molto molto bravo a congegnare bene i suoi discorsi e le sue narrazioni. Ecco, questa visione che lui presenta piace anche a coloro che poi nel 2022 si sono anche schierati contro,
ma in quel momento ci vedono invece come dire, un compiersi di un qualcosa che andava fatto in qualche modo. Ecco, questo cambia molto al 24 febbraio 2022. Faccio anch'io una premessa un pochino personale. Noi di Memorial ovviamente non ci aspettavamo l'invasione, non ci aspettavamo di svegliarci il 24 febbraio alle 5:30 di mattina leggendo che stavano cadendo delle bombe su Kiev, però abbiamo sicuramente avuto più il sentore che stesse per arrivare qualcosa di molto tragico, perché la repressione interna aveva già raggiunto un punto molto alto o molto basso, forse è meglio dire. Andrea all'epoca era presidente di Memorial Italia, avevamo seguito da vicino il caso di un nostro collega storico che era stato condannato pochi mesi prima a 16 anni di carcere, di colonia penale a regime severo, per avere sostanzialmente scoperto una delle maggiori fosse comuni nel territorio russo, nella Careglia, nella parte nord vicino al confine con la Finlandia, e aver così ancora una volta segnalato la responsabilità dello Stato sovietico nelle repressioni del paese. E questo era proprio ciò che Putin non poteva sentire in nessun modo, e la condanna lo chiariva una volta per tutte. La liquidazione stessa di Memorial, arrivata 4 giorni dopo formalmente l'inizio dell'invasione, ma già con un processo che era durato alcuni mesi, ci faceva capire che eravamo un po' a una resa di conti. Probabilmente, almeno io personalmente pensavo più interna, ecco, non pensavo arrivasse così anche subito al di fuori, ma ci poteva fare subito vedere dove si stava andando. E questo devo dire che ha scatenato, almeno nelle primissime fasi, un'altra volta un risveglio della società civile, questa volta più massiccio, questa volta sicuramente molto più vasto, perché ha interessato tutta la Russia e anche con una intensità molto forte. Ma a quel punto le armi delle forze di sicurezza, della polizia e tutto quanto erano già molto ben oliate, e quindi è stato una repressione senza precedenti, senza ovviamente alcuno scrupolo e a tappeto da tutti i punti di vista, quindi non soltanto a livello concreto di arresti, di condanne, ma anche proprio di cambiamento del codice penale in corso. Nei primi mesi dell'invasione sono stati aggiunti 16, mi pare, emendamenti al codice penale proprio per inventarsi dei capi d'accusa e poter dare ancora più forza giuridica a queste persecuzioni. Tutti i personaggi che abbiamo visto anche in Italia, se avete seguito un po' o i nostri canali, ma anche la stampa nazionale, i vari Yashin, tutti i cosiddetti oppositori politici hanno ricevuto condanne in base ad articoli che erano stati creati ad hoc per poter creare delle accuse appunto rispetto a quello che si stava dicendo su Bucha, sul massacro di Irpin e su quello che stavano combinando i militari russi in territorio ucraino. E quindi nel 2022 si ha l'idea che questo dissenso di nuovo possa avere un suo ruolo e una sua forza, ma di nuovo, se guardiamo i dati realmente, la situazione resta comunque, dal mio punto di vista, sconfortante, ma quantomeno non si può parlare di un dissenso diffuso e condiviso nel Paese. Quanto il consenso sia reale, quanto sia scelta conformista, quanto sia terrore indotto da 24 anni di regime autoritario è sempre difficile, ed è quello un po' il quesito con cui chiudo l'intervento, perché ovviamente in un paese simile anche le indagini sociologiche, capite bene che non sono facili da portare avanti, si fanno, ci sono organismi indipendenti, ci sono sociologi peraltro molto coraggiosi, perché uno di loro per esempio vive ancora in Federazione Russa e racconta in maniera anche abbastanza aperta quello che pensa del paese, delle sue svolte autoritarie e quant'altro, quindi lo fa davvero con una grande forza e coraggio. Però ecco, al di là dei problemi tecnici e metodologici nel poter valutare nel poter fare questo tipo di valutazioni,
è vero che ancora oggi, o forse oggi ancora più del 2022, diciamo, il consenso, comunque l'adeguamento alla narrativa ufficiale è molto forte nella Federazione Russa, complice ovviamente anche il rischio che è diventato dire veramente no, perché ormai la repressione ha raggiunto livelli ben superiori a quelli dell'Unione Sovietica nell'età brezhneviana, che era un po' il parametro che si usava spessissimo in questi 2 anni per capire come si stesse muovendo il sistema repressivo della Federazione. Ecco, siamo andati ben oltre, sia per numeri di prigionieri politici, sia per numero di modifiche al codice penale per la creazione di nuovi articoli. Ormai siamo andati oltre e tutte le ONG principali che si occupano di questi temi, che monitorano questa situazione, dicono che è il momento più basso possibile della storia più o meno recente sovietica e russa. Quindi questo senz'altro è uno dei motivi, ma non è l'unico. Questa invasione rappresenta per una buona parte della Russia una possibilità, per quanto sia orrendo e paradossale dirlo, un ascensore sociale per gruppi della popolazione che non hanno prospettive, e quindi questo ovviamente crea un forte disequilibrio, anche proprio solo numerico, tra chi si oppone e chi invece continua a perseverare e a non fare nulla per contrastare quello che sta succedendo. Anticipo una domanda che probabilmente qualcuno vorrà fare alla fine, e poi qui mi taccio. Cosa succederà domani, dopodomani? È una domanda veramente a cui io sicuramente non ho risposte. Per quello che riguarda la Russia internamente, posso solo immaginare, anche in caso di una, chiamiamola vittoria, qualunque sia poi la sua reale e concreta esplicazione, per la Russia saranno tempi duri dal punto di vista di una possibile creazione di meccanismi democratici, di meccanismi diversi da quelli che in questi 25 anni ha installato l'era putiniana, perché ha davvero smantellato quello che era una vaga idea di democrazia, e ha rimesso in campo tutti i meccanismi presi dall'età imperiale, soprattutto dal periodo sovietico, mischiati con una forte spinta economica, capitalista, di cui invece ha preso a man bassa tutte le regole, e questo è veramente un sistema molto difficile da smantellare, per cui qualunque siano gli esiti della guerra, o qualunque siano gli esiti o le parti che giocheranno i vari paesi europei e l'America in primis, il cammino della Federazione Russa verso quello che l'Ucraina stava già facendo molto bene e da molto tempo sarà impervio e sarà complicato. Questo ovviamente non deve essere un modo per arrendersi, per chi vuole vedere anche in quel paese domani una democrazia, e per chi lavora da tempo, come facciamo noi con Memorial Italia, per abbandonare quelle voci che continuano nonostante tutto a dire di no e a pensare a una Russia diversa. No. Ricordo solo che il libro La guerra di indipendenza ucraina si può comprare fuori nel banchetto. Grazie. E ora la parola a Simone. Grazie. Allora, buonasera, grazie mille, soprattutto a Carlo, ad Andrea, a Oleg, all'Università di Palermo, al Dipartimento, anche al Gramsci e anche a Memorial, devo dire, anche se essendo anch'io membro di Memorial non mi ringrazio però per aver organizzato questa giornata. Voglio partire anch'io con un dato personale, ma che in parte è anche una risposta alla domanda di Giulia, no? Che diceva chissà cosa sarà.
Allora, io mi ricordo questa giornata 3 anni fa. Questa giornata 3 anni fa per me è iniziata con mia suocera che chiamava dicendo, lei che viveva a Chernihiv, si sentono le bombe, è iniziata la guerra. E noi, insomma, un po' prima degli altri italiani abbiamo saputo che iniziava la guerra. E io mi ricordo il senso di smarrimento, di terrore, perché io non avevo mai vista la guerra, non sapevo cosa fosse, non avevo idea, non l'ho neanche vista, devo dire, in realtà, perché dall'Italia è molto bello dire di aver visto la guerra. Però, come dire, la paura per chi è di fronte alla guerra, quella era un sentimento completamente nuovo. E anche perché da subito mi era abbastanza chiaro che Putin aveva iniziato quella guerra con un fine che era ampio, che era quello di conquistare tutta l'Ucraina e con essa imprimere un cambio a quelle che erano le relazioni internazionali in Europa. Da quel senso di smarrimento, io voglio dirlo, noi ci siamo ripresi grazie agli ucraini. Perché non dobbiamo dimenticarlo che se noi adesso ci sentiamo meno smarriti di quella mattina del 24 febbraio del 2022 è grazie al fatto che gli ucraini hanno saputo opporsi e vorrei ricordarvelo, inizialmente erano soli, cioè gli occidentali agli ucraini dicevano arrendetevi, è meglio non combattere. Gli Stati Uniti che avevano i piani, grazie a Dio, no? Avevano i piani di come Putin pensava di andare ad attaccare Zelensky, glieli fanno vedere per convincerlo a fuggire, i servizi segreti. E lui dice, ah no, grazie, allora magari questi li tengo e cerco di salvarmi, no? Quindi ce lo dobbiamo ricordare. Allora la domanda a che cosa sarà domani, ovviamente adesso poi non faremo futurologia, anche se io adesso mi sto occupando un po' di futuro, cioè di storicamente, di cosa nel passato, come nel passato cercavano di studiare il futuro, però non lo so. Però quando noi ci sentiamo adesso anche attaccati a Occidente, il nostro più grande alleato dopo 70 anni cambia completamente la retorica, la politica e inizia a vedere noi europei, forse non come dei nemici, ma sicuramente come degli avversari, la risposta è dipende da noi. Non dobbiamo aspettare un aiuto da fuori, dipende da noi. Questo dobbiamo avercelo bene, come gli ucraini, non è che hanno aspettato, no, sono messi a resistere. Io me lo ricorderò, un mio amico, Oleksandr Mihed, che tra l'altro è un giornalista molto famoso, adesso, cioè giornalista scrittore, adesso tradotto in inglese, in tedesco, eccetera, eccetera. Cominciata la guerra, 2 giorni e si è arruolato. E cosa diceva? Io cosa devo fare? Tra l'altro casa sua è stata distrutta da una bomba, diceva se mi distruggono cosa devo fare? Scrivere? No, mi arruolo. È chiaro che il problema è un altro piano. Quindi è questo ce lo dobbiamo ricordare. Questo era soltanto così, come incipit, per catturare l'occasione, come dire, l'attenzione. Allora, questi 2 libri in realtà sono entrambi anche nati dalla guerra. Io mi occupavo di storia dell'Ucraina, ma facevo delle cose, tra virgolette, più noiose, nel senso più dedicate magari a studiare degli argomenti di nicchia o molto specifici della storia dell'Ucraina. E poi mi sono ritrovato nella situazione, all'indomane del 24 febbraio 2022, di dover spiegare cos'era l'Ucraina, cosa stava succedendo in tantissime, convegni, lezioni universitarie, eccetera, eccetera. Mi sono state fatte un sacco di domande ed è da queste domande che è nato il libro che poi si intitola, con un titolo che a me non piace per nulla, Identità ucraina, storia del movimento nazionale del 1800 oggi. Perché? Perché mi chiedevano, quando io insistevo, no, e cercavo di spiegare quelle che secondo me erano le cause della guerra, poi mi chiedevano, ma in Ucraina... ma non ci sono i nazisti, sono tutti nazisti. E io mi dicevo, oh mamma mia, no? E allora, siccome dal nulla è sempre molto difficile spiegare queste cose, questo libro cerca di raccontare anche questo, cioè quelli che pensano che in Ucraina siano tutti nazisti, se leggono questo libro, innanzitutto vedono che sì, ci sono anche stati dei nazisti ucraini, io ne parlo, no? Ma poi cerco anche di spiegare come mai, e questo è, se volete, un meccanismo molto interessante, quando noi vediamo gli ucraini in piazza manifestare per la democrazia e li vediamo che tengono un ritratto di uno che noi riconosciamo come nazista, cioè il famoso Bandera, quegli ucraini lì
stanno davvero dimostrando per la democrazia e non per il nazismo. Questo è come dire, una cosa un po' difficile, ve la spiego però, poi la trovate meglio nel libro, ma ve la spiego. Cioè, cosa vuol dire? Bandera in realtà è un personaggio che a me non piace molto, io non ho particolare simpatia per Bandera, sapete che alcuni lo amano molto in realtà. È un nazionalista ucraino, è uno di quelli che negli anni 20 e 30 crede nell'uso della forza, fa attentati, Bandera li faceva contro i polacchi, perché in quell'epoca l'Ucraina occidentale era nella Repubblica di Polonia, quindi insomma finisce. Durante la Seconda Guerra Mondiale, badate bene, Bandera fa abbastanza poco. Quello di cui viene accusato è di essere stato alleato di Hitler. Cosa in parte vera, cioè cosa vuol dire? Negli anni 30 quelli che amavano abbastanza usare le mani e fare, come dire, usare la violenza e credevano che la violenza fosse un mezzo giusto nella politica, cercavano anche un po' di prendersi in giro l'uno con l'altro, no? Allora Bandera pensava di essere più furbo di Hitler, diceva io faccio finta di essere alleato di Hitler, poi quando noi arriviamo in Ucraina dichiariamo l'indipendenza e ce ne freghiamo di Hitler. Ovviamente questo gioco non funziona, nel senso che gli ucraini cercano anche di dichiarare l'indipendenza una volta arrivate a Leopoli, a Lviv, nel 1941. Quello che fa Hitler subito è arrestarli tutti, compreso Bandera, metterlo in un bel campo di concentramento, non brutto come quello degli ebrei, ma abbastanza bruttino, e lui sta lì quasi tutta la Seconda Guerra Mondiale. Poi è vero che ha dei contatti politici con i partigiani ucraini, però insomma di fatto sta lì e non è direttamente responsabile di tutto quello che succederà durante la Seconda Guerra Mondiale. Ciò nonostante, devo dirvi, a me non è che sta molto simpatico, nel senso era uno che per l'appunto credeva nella violenza come mezzo giusto, legittimo di fare politica. Cosa succede però? Bandera, che viene liberato verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, che poi rimane in Occidente, nella Germania dell'Ovest, proprio perché, badate bene, proprio perché fra tutto quello che è il nazionalismo, il movimento nazionale della Seconda Guerra Mondiale, che badate bene, ha anche, e questo nessuno lo sa, ha anche ogni tanto delle frange democratiche. Nel senso che c'è una generazione giovane di nazionalisti ucraini che prendono il potere più o meno all'interno dell'OUN, questa organizzazione di nazionalisti ucraini che prima era molto fascista, la prendono nel 1943, iniziano a contare un po' di più. Quelli invece hanno un'esperienza di lotta partigiana, non so se vi ricorda qualcosa. Quelli iniziano a dire no, ma noi ci crediamo nella democrazia, ci piacciono sta cosa, le elezioni, no? E quelli sono quelli che poi finiranno negli Stati Uniti, no, a fare i democratici. Però questi, come dire, Bandera, proprio perché era quello più compromesso con il nazismo, perché l'alleanza con Hitler oggettivamente l'aveva fatta, viene poi preso dalla propaganda sovietica come il capro, diciamo, non si può dire capro espiatorio, come il simbolo del nazionalismo ucraino. Cioè, cosa è successo? In Ucraina sovietica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, chiunque osasse dire ma noi siamo ucraini, vorremmo parlare ucraino, ma no, chi comunque volesse affermare quelli che erano i diritti della nazione ucraina, veniva accusato di essere nazista e gli dicevano tu sei un seguace di Bandera, no? Ci sono queste parole, Banderovets, no? Che tra l'altro nella versione più russa che non ucraina, no? I Banderovets, noi ti dicevano sei un Bandera, sei come Bandera. Perché lo facevano? Perché sapevano che con Bandera, per l'appunto, si aveva anche gioco facile, no? Un po' come in un certo linguaggio politico, no? Si dice fascista, era la stessa cosa, no? Si accusa l'altro di essere come dire, no? Quindi tu sei Bandera. Il problema qual era? È che per 70 anni troppi, sto esagerando, dal 45 all'85, facciamo 40 anni, se tu dai del Bandera a tutti quelli che però in Ucraina lottano per la democrazia, lottano per la libertà di parola, lottano per il diritto dell'uso dell'Ucraina, eccetera, eccetera, quello che succede è che cambia la memoria di chi sia Bandera in Ucraina. Nel senso che, datosi che, tra l'altro, in Unione Sovietica non si conosceva la storia della Seconda Guerra Mondiale. Adesso vi dico una cosa che in genere lascia tutti. In Unione Sovietica era vietato dire che durante la Seconda Guerra Mondiale
i tedeschi uccidevano gli ebrei. Si poteva mica dire, Dicevi, ma durante la seconda guerra mondiale i nazisti hanno ucciso un sacco di ebrei, vieni subito in un gulag. Non lo dire a nessuno. Succedeva questo in Unione Sovietica. Quindi gli ucraini non sapevano neanche bene che cosa fosse successo a Bandera, chi fosse, che cosa pensava. Però se tu dicevi, io sono ucraino, posso fare l'università in ucraino, sei come Bandera, vergognati, ti mettiamo subito agli arresti. Allora cosa succede? Che cambia, c'è un cambiamento di significato e Bandera inizia davvero a simboleggiare tutti quelli che lottano per la democrazia. Allora oggi, quando noi li vendiamo con Bandera, certo per noi è difficile capire, ma se noi vogliamo leggere quella società per davvero con il loro immaginario, dobbiamo capire che per gli ucraini davvero quel Bandera, visto che per 40 anni non hanno potuto studiare chi era Bandera, è un simbolo di democrazia, è un simbolo di libertà, altrimenti non ci ritroviamo. L'altra cosa che volevo poi anche fare con questo libro era anche dimostrare che nel nazionalismo ucraino, nel movimento nazionale che ha tante anime, c'è però un filo unico, almeno io credo di aver tracciato questo filo, poi ce ne saranno anche altri, che è quello della lotta per la democrazia. Nel senso che fin dall'800 quelli che a un certo punto iniziano a dire, perché non si sa, però iniziano a dire io mi sento ucraino, quando devono ragionare su che cosa vuol dire essere ucraino, lo trovano, danno sostanza a questa identità ucraina, anche se non mi piace il libro, nell'essere noi siamo democratici. Mykola Kostomarov, che è questo storico dell'Ottocento, no? Lui dice perché io penso che immaginava delle rivoluzioni in cui tra l'altro l'idea di Kostomarov era che tutti gli slavi dell'est dovevano vivere in uno stato unico assieme, no? Anche i russi, i polacchi, per lui le nazioni dell'est sono russi, polacchi e ucraini, avrebbero per lui dovuto vivere assieme, con capitale però a Kiev, no? Con gli ucraini che fanno da guida per gli altri, perché? Perché secondo lui gli ucraini sono democratici, hanno questa tradizione che lui fa risalire per l'appunto, no? Ai cosacchi, al fatto di essere nati come questi mitici contadini, guerrieri, tutti uguali, che leggevano il re. In realtà c'è un po' di modifica della storia, non è proprio così, c'è una costruzione mitica, no? I cosacchi erano un po' diversi, anche loro avevano una società, avevano alcuni che erano nobili, altri no, quindi sarebbe un po' più complesso, però c'è questo mito. Lui è uno dei primi a metterla in maniera più classica, più chiara, per iscritto, e poi questo mito si perpetua ed è quello che poi viene ripreso soprattutto dopo il 91, cioè quando dopo il 91, dopo il crollo, diciamo così, dell'idea del socialismo, i politici devono, come dire, ritrovare un altro collante sociale, lo ritrovano nel nazionalismo, l'idea che viene fuori è quella, noi siamo democratici, e lo ritrovano, io questo lo faccio in questo libro, lo faccio vedere abbastanza bene, tra l'altro in azioni pratiche, nel senso che c'è una serie di rivoluzioni, di quelle che vengono chiamate tutte rivoluzioni, poi non sono esattamente tutte di rivoluzioni, ma momenti di mobilitazione popolare politica che vedono sempre, badate bene, una contribuzione dall'alto e dal basso, cioè sono elite assieme alla popolazione, che riprendono questa idea della democrazia e riescono in un certo senso, magari non sempre solo loro, ma a cambiare il paese. La prima di queste rivoluzioni è la famosa rivoluzione sul granito, perché era sempre nella solita piazza centrale di Kiev, però siamo ancora nell'Unione Sovietica, così. E poi arrivano la rivoluzione arancione, la rivoluzione dell'Euromaidan. Sono sempre dei momenti in cui gli ucraini a un certo punto dicono dobbiamo prendere il nostro destino nelle nostre mani, hanno la fortuna di avere un'elite politica che riesce ad organizzare, questo anche è importante, scendono in piazza e protestano e si rivoltano contro il potere. In un caso, quello che secondo me è quello per l'appunto del 2013-2014, quello che noi abbiamo chiamato Euromaidan e che gli ucraini chiamano giustamente rivoluzione della dignità, quella è una vera e propria rivoluzione, combattono per la propria democrazia. E l'idea è sempre quella, sì, ci sono anche, no? Io ci sono stato, lì ero in Ucraina, no? Durante l'Euromaidan, sì, ci sono tanti, come dire, ritratti di Bandera, ma c'erano anche tantissime persone, questa era una cosa stranissima, vestite da cosacchi, cioè proprio erano vestiti da cosacchi, tutti, no? Tutto punto, sui cavalli, e uno si diceva, ma che cos'è? Ma perché? Perché loro per l'appunto si dicevano, noi siamo i cosacchi di oggi, noi siamo come quelli, noi siamo guerrieri,
tutti uguali, con la democrazia, eleggiamo il nostro re, nel caso il presidente, no? L'assemblea delle persone che protestavano nella piazza si chiamava Vice, che era il nome dato alla, anche qui in realtà c'è un po' di modifica della storia, comunque a un'assemblea popolare dell'Ucraina medievale. C'era questa idea, questa è la retorica che viene portata avanti, e poi nel libro lo metto anche, lo stesso Zelensky, una volta che inizia la guerra, fa questo tipo di retorica e dice: noi perché siamo stati attaccati dalla Russia? Perché noi rappresentiamo la democrazia, e voi lo vedete bene, l'esempio che faccio nel libro per esempio è quello dei sindaci. Lui dice: magari in Russia non fa tanta notizia che si cambino i sindaci, noi da qua lì c'è stato un periodo, non nella guerra, in cui i sindaci venivano rapiti, uccisi. Lui dice: no, il sindaco è importante perché il sindaco rappresenta il voto popolare, è quel, come dire, quel paesello che ha eletto quella figura, e quindi è importante la democrazia. Lui dice: in Europa, no, questo è l'altro elemento, quello dell'europeicizzazione dell'Ucraina, in Europa non si può fare. Chi eleggi è importante, rappresenta tutta la nazione. Ovviamente il discorso dei sindaci era una metafora per se stesso. Chi è il sindaco dell'Ucraina? Zelensky. Lui diceva: io sono importante, non mi puoi uccidere così, no? Far fuori come niente. E questa era una... Quindi insomma questo è un libro, se volete, un po' più lungo, ogni tanto un po' più noioso, ma che è dedicato a questo e che ripercorre anche delle pagine di cui si sanno poco. Giustamente i miei colleghi qua hanno detto, c'è molto anche della diaspora. Io è 10 anni che studio la storia della diaspora ucraina in Canada, negli Stati Uniti, dovrei produrre poi un libro anche su quello prima o poi, insomma, però qua c'è tanto di questa storia e se volete potete fare di più. L'altro libro invece, anche nato dalla guerra, ma è nato in maniera diversa. Devo ammettere qua, il vero padre del libro non sono io che sono venuto qua, ma è Matteo Zola, un giornalista alessandrino, diciamo, ma trasferito ormai a Trento, che diciamo così un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, io vorrei provare a fare un volume su che cosa è successo durante la guerra, raccontare la guerra agli italiani, perché secondo me non se ne parla abbastanza. E allora è stato lui a mettere assieme Oleksij Bondarenko, che è un ucraino italiano, tra l'altro, che abbiamo perso, la famosa fuga dei cervelli. Oleksij è un bravissimo ricercatore che dopo la laurea ha pensato bene di andare in Gran Bretagna e fare carriera universitaria là, come anche qua qualcuno in parte aveva fatto, no? Perché è troppo difficile in italiano. E poi ha chiamato anche me e Marco Puleri, e assieme ci siamo messi a ragionare su come potevamo raccontare questa guerra. La prima cosa che ci è venuta in mente è stata, per l'appunto, conoscendo l'Ucraina, avendola visitata, no, tante volte, cos'era? No, allora, questa è una guerra che non è iniziata nel 22, per l'appunto, ma è iniziata nel 14, perché chi è stato in Ucraina lo sa, è dal 14, da quella invasione della Crimea, e poi l'inizio della guerra nell'est del paese, che il paese è stato focalizzato su questo problema. Magari, come dire, noi dall'Occidente non ci siamo resi conto, ma gli ucraini da subito si sono resi conto di essere invasi e di dire no, e tantissime dinamiche sono cambiate nella società. E allora questo libro è stato pensato così. Devo dire, e qua tiriamo un sospiro di sollievo, quando noi 4 ci siamo messi a pensare a che saggi potevamo mettere e quali potessero essere gli autori, anche per non morire di noia, per fortuna siamo riusciti a trovare tantissime donne, perché un po' mi vergogno a vedere i nomi di 4 uomini come curatori, è stata una cosa un po' casuale, e i saggi di questo libro per fortuna sono fatte da tantissime donne, ma guardate bene, non è che le abbiamo invitate a scrivere perché erano donne, ma perché oggettivamente, chiedendosi chi fosse lo studioso più importante di quella questione lì, venivano fuori i nomi di queste donne. Allora voglio spendere un paio di parole su questa cosa. C'è un saggio bellissimo, per esempio, che è quello sulla violenza sessuale di Marta Gavriško. Io ve lo dico, metto subito le mani avanti. Marta Gavriško è un personaggio particolare, io non condivido nulla delle sue idee politiche, soprattutto sulla guerra, perché fa come dire, rizzare un po' i capelli in testa, però qua lei fa la storica e dimostra in una maniera veramente interessante come l'esercito russo utilizzi la violenza sessuale con una funzione politica e demoralizzante chiara. Cioè, gli stupri di guerra non sono nascosti,
Gli stupri di guerra sono pubblici, perché lo stupro ha una funzione pubblica di dimostrare che il tuo nemico non è in grado di difendersi. E quindi gli stupri sono ovviamente sulle donne, ma sono anche sugli uomini, cioè stuprare un soldato ucraino ha un significato e lo si fa in pubblico, e badate bene, lo si fa in pubblico, questo vuol dire che tutti lo sanno, ed è una strategia esplicita dell'esercito russo per fiaccare il morale degli ucraini e per dimostrare che gli ucraini non sono, come dire, buoni abbastanza a difendersi, cosa che invece poi sono abbastanza in grado di fare. Però c'è questa dimensione, io adesso ve l'ho splattellata un po' lì, però Marta è bravissima. Passo per passo vi dimostra come la violenza sessuale è utilizzata in maniera pubblica, con una funzione politica, per un fine di cui lei poi ricostruisce in maniera molto chiara come il responsabile politico primo sia il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, che con le sue indicazioni sessiste giustifica quella che è una politica dell'esercito, e che è una politica dell'esercito lo possiamo dire tranquillamente. Perché? Perché per l'appunto gli stupri sono pubblici, si sanno, ma l'esercito non fa nulla per punire gli stupri. Anzi, quando avvengono degli stupri, che badate bene sono spesso collettivi, questa è una roba che io quando l'ho letta mi girava un po' la testa, si va in ordine di grado, cioè prima il colonnello, poi il sergente e poi no, perché gli stupri sono di gruppo e ovviamente no, la gerarchia va rispettata fra i militari. Queste sono cose che... No, allora vi dico, leggere questo libro, e questo sta appunto nella prima parte, quello che era raccontare che cos'è la guerra. Noi ci siamo un po', come dire, chiesti cos'è. Beh, forse il pubblico italiano però ha bisogno di sapere queste cose per capire che cos'è questa guerra. E poi ci sono altri saggi che invece, come dire, raccontano i cambiamenti della società. Oleksiy è bravissimo, ha scritto questo bellissimo saggio su come è cambiata la politica e su come gli oligarchi sono stati parzialmente marginalizzati nella vita politica ucraina. Ovviamente questo è un percorso in corso, quindi bisognerà vedere come andrà avanti, ma ci sono dei bellissimi saggi, per esempio sulla migrazione. C'è quello di, tra l'altro forse la devo nominare, Yulia Lashchuk, che studia per l'appunto la diaspora ucraina in Italia, anche perché Yulia per un certo tempo ha lavorato qua in Sicilia, anche se, come dire, Sicilia orientale, adesso sta all'Istituto Universitario Europeo, era stata anche da me a Napoli, insomma lei fa questi, quando prima parlavi che disciplina, per Yulia io non lo so, perché lei è un po' studiosa di genere, antropologo, filosofa, fa un po' tutto assieme, quindi comunque è una che studia queste cose qui, e il suo saggio è molto bello. Ci sono saggi per l'appunto sulla battaglia fatta sulla Chiesa, su altri, e il nostro, come dire, la nostra idea, e qua vado al titolo, era per l'appunto quello di chiarire che cosa fosse successo in questi anni. Noi l'abbiamo scritto durante il 2024, questo libro, e quando ci siamo ritrovati a dover parlare appunto ma cosa facciamo col titolo, come lo mettiamo, che date mettiamo, no, perché ovviamente ci sono alcune variazioni, così... avevamo un po' la sensazione che si fosse chiuso un ciclo. A me, devo dire, gli altri curatori mi hanno un po' tarpato le ali, perché io volevo essere più esplicito nell'introduzione a questo riguardo. In realtà, no, mi sembrava l'elezione di Trump, l'intervento dei soldati nordcoreani nel conflitto, che ci fosse un cambiamento, nel senso il conflitto sta per cambiare, ma è proprio per questo che noi abbiamo deciso di chiudere un po' il ciclo, fare 2014-2024 e di provare a raccontare questo decennio. L'abbiamo intitolato Guerra d'indipendenza ucraina perché questo è uno dei nomi che viene data a questa guerra, no? Io nell'introduzione lo vedete, e l'abbiamo scritto, uno dei nomi che viene utilizzato. Il rimando per gli ucraini è chiaro,
è a quella della prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale c'è, durante quella che viene chiamata la guerra civile dell'impero russo, c'è un periodo nel quale appunto la formazione nazionale o nazionalista ucraina cerca di ottenere l'indipendenza, poi perdendo, e quella solitamente viene chiamata la guerra di indipendenza ucraina, in una diciamo così. Alcuni hanno ripreso questa espressione e noi l'abbiamo utilizzata per il nostro libro. Ci sembra che però sia giusto, è vero, l'indipendenza l'hanno avuta nel 91 gli ucraini, senza combattere perché il centro è collassato e quindi non c'è stato bisogno di combattere, però in realtà se la sono guadagnata ora, nel senso che, e questa è una delle cose che è cambiato di più probabilmente, fino al 2021 pochissimi sapevano chi fossero gli ucraini, cos'era possibile. Dopo quella data molto è cambiato anche nel come gli ucraini hanno imparato a presentarsi, badate bene, la battaglia fatta su anche le rappresentazioni dell'ucrainicità, quella sul borscht, no? Di dire noi come gli italiani hanno la pizza, noi abbiamo il nostro piatto nazionale, è il borscht, quella zuppa lì non è una zuppa russa, è una zuppa ucraina. Questo sta anche nell'abilità, no? Di sapersi raccontare agli altri, perché gli altri sappiano che esiste. È ovvio che la guerra fa grande, però questo è un dato di fatto. Io credo che non sappiamo cosa succederà. Io credo che siamo in un momento in cui davvero, se l'Occidente, che non esiste più, e quindi se gli Stati Uniti e l'Europa agiscono in un certo modo, c'è ancora la possibilità che Putin riconquisti tutta l'Ucraina. Guardate bene, non subito, nel senso che adesso siamo anche un po' troppo tragici. Non è che l'esercito ucraino da un giorno all'altro si sfalderà e verrà. Cioè, però nel corso degli anni, perché? Perché ve lo dico anche subito, chi legge il russo lo sa. I russi non vedono questa tregua come la fine della guerra. Vedono questa tregua come un momento in cui si riorganizzano e ripartire per un altro attacco. Questo, se uno legge il russo, l'hanno detto a tutti i livelli, ai livelli massimi, ai livelli della pubblicistica, ai livelli bassi. Questo è quello che si dice. Andiamo male? L'economia va male? Sono morte un sacco di persone? Abbiamo bisogno un attimo di riaggiustare il tiro. Se ci prendiamo una pausa, ci riorganizziamo, poi dopo magari ce la facciamo. Tanto adesso dall'altra parte abbiamo pure un nostro amico e quindi, come dire, riusciamo a gestire i rapporti internazionali meglio. Questo è il ragionamento che viene fatto da parte russa. Quindi, insomma, questo vi dico, non è detto, non è ancora scritto quello che succederà in futuro, però è una delle possibilità. Però, come dire, vuole essere un po' un grido per tutti, cioè dobbiamo prendere coscienza. Quello che succederà in Ucraina dipende anche da noi, lo sappiamo, no? Da come l'Europa, da come ci schiereremo in questa. Quindi è un tentativo di storia del tempo presente, bellissimo, è vero. Tutta questa collana in realtà è un tentativo di storia del tempo presente. È difficile scrivere storia del tempo presente perché per l'appunto gli eventi ancora non finiti sono ancora in parte difficili da interpretare, però speriamo di esserci riusciti. Io non so quanto ho parlato, forse però abbastanza, e quindi se volete fare delle domande forse adesso è il momento. Allora, sì, un secondo solo. Ringrazio Giulia e Simone per questi interventi e ovviamente anche Andrea, ma Andrea è qui di casa, quindi siamo compagni, insomma, della stessa comunità accademica. Quindi, Simone, il tuo intervento, soprattutto nella prima parte, mi è piaciuto perché dimostra come le comunità, come dire, inventano le tradizioni usando il passato. Questo è normale, nel senso che non ci si può fare niente, bisogna solo stare avvertiti e vedere qual è l'obiettivo in un determinato momento di un uso del passato, in questo caso per la creazione di una tradizione nazionale. Questo ci dice cosa, e lo dico da storico,
che in verità quando pensiamo, come dire, a delle rivendicazioni nazionali, dobbiamo in un determinato momento dobbiamo pensare a quello che vuole in quel determinato momento una comunità nazionale, a prescindere da quello che è il passato. E lo dico da storico che come dire, diciamo, nella sua vita ha sempre fatto solo lo storico. Questa è un'attenzione, quindi l'uso del passato va rilevato, va studiato, ma poi bisogna sempre considerare e rispettare quello, a prescindere da quello che è il passato, quello che un determinato gruppo vuole fare di se stesso. Questo è fondamentale per me. Sulla questione degli stupri pubblici è una cosa che succede in tutte le guerre. Gli stupri sono sempre pubblici perché appunto hanno una funzione ben precisa e quindi devono essere mostrati. E questo è importantissimo, quello che dici tu. Questa è la dimostrazione del fatto che avvengono per un ordine dall'alto, perché tutti sanno in sostanza quello che sta avvenendo. Bene, ora abbiamo un po' di tempo, no, anzi abbiamo in verità per una volta molto tempo per discutere, quindi vi invito a venire qui. Solo un'avvertenza, interventi brevi, tendenzialmente devono essere delle domande a chi ha parlato, quindi massimo 2 minuti per intervento. Prego. Buonasera a tutti. Non è che ci tenevo a parlare al microfono, ma mi preme mettere in evidenza 2 punti. Cercherò di essere il più breve possibile. Il primo punto è quello che riguarda sempre Bandera. Vorrei, come dire, chiedere come mai una cosa che per me è di importanza fondamentale viene del tutto trascurata. Mi riferisco precisamente al patto Molotov-Ribbentrop, firmato a Mosca nel 23 agosto 1939. E questo patto praticamente è tenuto segreto, diciamo, in Russia, poca gente ne è a conoscenza, ma l'Occidente è pienamente a conoscenza. Perché lo metto in evidenza? Perché quando praticamente i russi additano Bandera come nazista, volendosi spacciare per antinazisti, quando Stalin praticamente ha firmato un patto con Hitler, e questo patto con Hitler è stato firmato per combattere insieme le democrazie europee e anche, diciamo, americane, occidentali, no? E questo patto conteneva un protocollo segreto che si riferiva alla spartizione della Polonia, ma con una estensione che doveva andare anche oltre. Quindi la mia domanda è, ma scusi, se già la radice nazista c'era in Stalin e questa radice nazista l'ha ereditato pienamente Putin perché era imperialista Stalin ed è altrettanto imperialista Putin, ma perché noi non ne parliamo per, come dire, far capire alla gente qual è la vera natura di quella che è la leadership del Cremlino? E mi fermo qua. Il secondo punto, e cercherò di essere breve anche qui, la domanda è questa. Mia moglie è ucraina, quindi si può spiegare bene il motivo per cui mi sta a cuore il tema.
Mi riferisce mia moglie che ha saputo che la comunità russofona, non dico russofila, del Donbass è dovuta a che cosa? Al fatto che quando Stalin ha provocato la carestia in Ucraina, una delle parti dell'Ucraina che ha sofferto di più è stato giusto il Donbass. E allora, proprio per, come dire, soffocare l'eventuale reazione della popolazione ucraina del Donbass, si sono scambiate, come stanno facendo ancora ora, le popolazioni e sono state deportate gli ucraini in Russia e viceversa per creare una nuova comunità russofila in Donbass che non c'entrava niente con l'Ucraina. Mi fermo qui, grazie. Ci sono altre domande, interventi? Allora, ringrazio. Sì, una sola cosa. Una studiosa italiana nel 2022 ha fatto uscire questo libro, Il protocollo segreto, il patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia per il mulino. È un ottimo libro per capire anche quello che sta avvenendo ora con l'uso della storia in Russia. Per il resto, imperialismo non significa nazismo. Prego. Buonasera a tutti. Anch'io, come il precedente signore, sono sposato con un'ucraina, quindi la cosa mi sta molto a cuore. Mi sarebbe stata comunque a cuore, perché ci tengo a che i popoli siano liberi e possano determinare il loro futuro. Vicino al microfono. Mi sentite? Ok. Allora, la mia domanda è questa. Poiché la Russia non la conosciamo adesso, non la conosciamo da sempre, diciamo, e secondo me è un popolo avvezzo ad essere comandato, i russi. A russi piace questo tipo di regime, non si sono mai liberati di questo regime. Sono 1000 anni che sono così, li conosciamo benissimo. Dal punto di vista geopolitico, purtroppo l'Ucraina non ha molte possibilità di fare altro che stare lì dov'è, quindi non è che possiamo spostarla via lontano dalla Russia e così via. L'Ucraina si è fidata dell'America, la quale America, diciamo, è l'altra faccia della Russia. È un impero non uguale alla Russia, ma è comunque un impero geopoliticamente importante, fa i propri interessi. Quindi quello che mi chiedo io è questo, cioè forse l'Ucraina avrebbe dovuto essere, o la dirigenza ucraina, i politici ucraini, forse avrebbero dovuto essere un po' più geopolitici e capire che purtroppo prima o poi quello che è successo adesso con Trump sarebbe successo, perché sono 3 anni che stanno combattendo con le proprie forze, ovviamente, milioni di persone sono andate via dall'Ucraina, milioni sono morti e così via. Prima o poi è successo quello che sta succedendo, cioè la stanchezza dell'Occidente, chiamiamolo così l'Occidente, degli europei, degli americani, degli altri, questa guerra che si protrae, prima o poi si sarebbero stancati. Cerchiamo di trovare una pace, in un modo o nell'altro. Forse vi ricordate anche quella telefonata fatta da alcuni comici russi alla Meloni, la quale Meloni aveva detto sì, bisogna trovare una cosa, già lo diceva l'anno scorso, insomma, quindi è una cosa che si poteva un po' prevedere, avrebbero dovuto forse prevedere gli ucraini questo, e non fidarsi delle promesse dell'Occidente, e quindi avrebbero dovuto forse essere un po' più previdenti, se fosse possibile. Posso fare una domanda? Mi spiace poi. Mi scusino, io non ho coniugi, parenti o affini ucraini e quindi faccio una domanda allo stato puro da semplice spettatrice e in qualche modo interessata così come cittadina alle vicende
in cui siamo in qualche modo come europei coinvolti e tanto. Non parliamo poi delle ultimissime battute di questi giorni, di queste settimane. Volevo chiedere semplicemente questo. Immagino che il libro, uno e l'altro, facciano riferimento, ma gli accordi di Minsk, quali problemi hanno creato per essere risolti, affrontati e risolti? E come se ne esce oggi alla luce del non fatto o del non sviluppato o del non portato a compimento? È tardi? Farei, se siete d'accordo, una piccola sessione di risposte e subito dopo, a meno che non debba andare via subito. Ok. Allora sì. Da dare tempo a chi sta al tavolo di riuscire a ricordarsi anche quali sono le domande poste per affrontare poi le successive. Sì, io mi sono segnato un po' di cose ovviamente, altrimenti poi... Allora, sì, no, io volevo innanzitutto, sulla domanda del patto Molotov-Ribbentrop, voglio tranquillizzare, credo di poterlo fare anche qua con Carlo, che in realtà, come dire, gli storici ne parlano, a lezione si parla di questa cosa, i libri, i manuali ormai lo dicono, nel senso che è vero. Ovviamente che c'è stato un po' forse anche chiaramente dopo l'89-91 quando sono emersi i documenti e ci è voluto un po' di tempo per aggiornarsi, però insomma già anche prima un po' si sapeva, quindi insomma le cose si dicono. Mi preme però da storico ricordare una cosa, perché giustamente si diceva ma Stalin, sì, però c'è anche da dire che se uno vuole leggere quel periodo storico è anche vero che anche le democrazie occidentali giocavano un po' sporco, cioè stavano cercando di fare loro, di spingere appunto il nazismo a fare la guerra contro l'Unione Sovietica, e dall'altra parte un'Unione Sovietica, se noi vogliamo interpretarla come devono fare gli storici, che è uno sforzo di entrare nella mentalità dell'altro, Stalin dal suo punto di vista non vedeva così tante differenze fra le democrazie occidentali e il nazismo, diceva quelli sono comunque capitalisti, e dal suo punto di vista diceva era meglio che si facciano la guerra tra loro due e io mi tengo perché tanto so già che poi dopo mi faranno la guerra. Qua la vera domanda sarebbe semmai, una volta che poi la Germania attacca davvero l'Unione Sovietica, com'è che Stalin non ci credeva, ecco, visto che nella sua teoria era ovvio che poi si sarebbe arrivati anche lì. Quindi nel senso, il patto Molotov-Ribbentrop è il risultato di un'epoca nel quale tutti i governi giocano un po' sporco. Allora questo ci dovrebbe ricordare che forse i governi non dovrebbero giocare così sporco, perché in realtà poi può essere che finisca male, no? Pensiamo di essere... No, ma questo sì, però sai cos'è? È anche che adesso poi arriverò anche a dire qualcosa su questo, però ricollegandola alla domanda che c'è stata dopo, che mi pare che parli un po', sia un po' una domanda su quella che è l'essenza russa, che adesso poi vi dico su questa cosa. Invece su quanto riguarda i russofoni e la carestia, allora sì, è vero che c'è questa cosa, nel senso l'impero russo da moltissimo tempo fa quelle che vengono chiamate delle operazioni di ingegneria sociale, cioè cerca di cambiare la composizione nazionale, linguistica dei territori che ha sotto il suo possesso. Lo fa tantissimo, non ne abbiamo parlato, per esempio con la Crimea. La Crimea, che era abitata dai famosi tatari di Crimea, che a un certo punto Stalin prende e facendone morire una metà, fa spostare in altre parti dell'Unione Sovietica, soprattutto in Asia centrale, ma non solo, no? E poi fa emigrare là essenzialmente russi. Perché sono quasi tutti russi in Crimea? Perché è vero che sono tutti russi in Crimea, dagli anni 40 sono stati fatti emigrare lì per russificare la Crimea. Questo in parte è vero anche per l'Ucraina orientale. Dopo la carestia del 1932-33, questa carestia dovuta alle requisizioni di grano che fa morire moltissime persone,
il numero giusto dovrebbe essere sui 3.900.000 contadini ucraini che muoiono in un inverno, vengono fatti emigrare molti contadini, o immigrare, comunque migrare lì molti contadini ucraini. Badate bene però che una delle cose che mi ha colpito di più della guerra è stato che i russofoni ucraini non sono a favore dell'Ucraina, ma molto spesso sono, cioè della Russia, ma a favore dell'Ucraina. Io non so se vi ricordate quei filmati che, devo dire, mi scaldavano il cuore, di queste zone occupate dell'Ucraina orientale, dove la gente scendeva in piazza. C'era anche uno tremendo di una signora che per strada viene fermata da un soldato russo e inizia a inveire in russo contro questo soldato. Perché? Perché lei è russofona, lei parla russo, ma non si sente russa. Lei è ucraina, no? E le manifestazioni le abbiamo viste della popolazione di queste regioni, che poi sono state ovviamente come dire, fatte finire con la violenza, però erano in russo. E badate bene, ancor più, sono stati citati prima, no? Un po' i nazisti, il battaglione Azov, eccetera, no? Ma lo sapete che sono quasi tutti russofoni. Perché sono russofoni? Perché quelli che si, come dire, arruolavano in quel battaglione lì, che combatteva all'est, chi era? Gente del luogo. Erano quelli che vivevano lì, che volevano difendere la loro terra, che pur essendo russofoni si sentivano. E badate bene, questo non vuol dire che una guerra fatta da uno Stato che dice tu parli russo, quindi io ho il diritto di essere il tuo governo e quindi ti invado e non mi interessa che cosa pensi e ti invado lo stesso, non abbia causato, e questa per esempio nel libro è una cosa di cui parlano vari saggi, Puleri, Seredà, eccetera, non abbia portato gli ucraini a dire forse non posso più parlare russo. Io nel mio piccolo posso dire, mia suocera, una volta fuggita dalla guerra, arrivata in Italia, un giorno mi ha guardato e mi ha detto ma io posso continuare a parlare russo, perché lei era per lo più russofona. E io le ho detto, non lo so, lo devi decidere tu, non lo posso mica decidere io, no? Che lingua devi parlare tu? E adesso lei in realtà... come dire, no? Ovviamente i casi personali non sono mai rilevanti da un punto, però parla più ucraino con suo padre, che anche è emigrato in Italia, parla più ucraino, con me continuano a parlare russo perché sanno che io parlo meglio il russo e mi rendono la vita più semplice. E l'altra domanda però, ecco, per l'appunto, siamo arrivati, non si poteva prevedere che cos'è la Russia. Io voglio dire una cosa, facciamo attenzione però a appiccicare delle etichette alle popolazioni. Io la ragione per la quale non mi piace il titolo del mio libro, che devo dire mi ha imposto l'editore e non ho potuto farci nulla, a un certo punto c'è stata una lunghissima battaglia alla fine, era perché per l'appunto identità ucraina, dall'idea, la stessa parola identità si utilizza poco in sociologia, proprio perché dà l'idea di qualcosa che è sempre uguale a se stesso. Io in realtà nel libro faccio vedere che erano possibili 20, 30 ucraine diverse, no? E che l'identità nazionale cambia nel tempo, non ce n'è una sola sempre uguale. Cosa vuol dire essere ucraino per un dotto dell'Ottocento, per un socialista inizio del Novecento, per un soldato arruolato oggi in Ucraina? Sono delle cose diverse, cambia, si evolve. Per la Russia è lo stesso, facciamo fatica a vederlo. E come se facciamo fatica a vederlo? Io lo dico spesso. I primi mesi di guerra si vedevano delle immagini tremende, poi a un certo punto sono iniziate a girare delle immagini in cui si vedevano dei soldati russi, nello specifico erano dei soldati ceceni colpiti dai droni ucraini. Io ve lo racconto, io ho gioito, ma è una cosa brutta, è una cosa sbagliata. Io ovviamente in quel momento soffrivo perché... Caspita, un pezzo di famiglia in Ucraina che non sai come andare a recuperare, pensi che da un momento all'altro possano morire, qualcuno è anche morto, e quindi ti dici no, però attaccare delle etichette è sbagliato. Allora dire ai russi, tutti, sono tutti imperialisti, è sbagliato. Le identità cambiano, la politica cambia, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare su quello che possiamo. Allora, noi che stiamo in Memorial, no? Lo possiamo dire. Memorial
la parte russa sono stati dall'inizio gli unici in Russia che non hanno mai avuto paura di dire come stavano le cose, e infatti l'hanno pagato, e infatti sono finiti nei gulag, e infatti erano quelli che ancora prima del 24 febbraio 2022 facevano vedere i documentari sul Golodomor, allora quelli sono quelli con i quali noi ci dobbiamo alleare, quelli con i quali noi possiamo pensare di cambiare qualcosa in Russia, perché come lo vogliamo, anch'io io voglio pensare oggettivamente, come la risolviamo? Cioè, cosa vogliamo fare? Uccidiamo tutti i russi? Cioè, qual è la soluzione? No, dobbiamo immaginare qualcosa di realistico per cambiare quella società. Le possibilità sono poche, però possiamo lavorare su qualcosa, è poco, non ci si mette una vita, ci si mettono delle generazioni, per arrivare alla democrazia, non ci si e vediamo quanto sono fragili le democrazie, però su quello noi dobbiamo lavorare, non è che possiamo fare. Poi adesso non so se i russisti vogliono dire qualcosa su questo, però capite, è molto pericoloso avere un'impronta troppo. Infine, l'ultima cosa, gli accordi di Minsk. La più grande risposta sugli accordi di Minsk, io adesso la ripeterò, l'ha data Anna Zafiesova a un incontro pubblico al quale io ho partecipato, e lei diceva: ma voi lo sapete come si chiamano gli accordi di Minsk? Cioè qual era il vero titolo degli accordi di Minsk? Gli accordi di Minsk si chiamavano Accordo internazionale per la restituzione delle regioni orientali dell'Ucraina sotto la sovranità di Kiev. Punto. Per me va benissimo tornare agli accordi di Kiev, cioè ragioniamo sul fatto che era il presupposto degli accordi di Kiev, e cioè che tutta l'Ucraina orientale deve ritornare sotto la sovranità di Kiev. Mi direte, ma siete pazzi? No, perché avevano fatto un accordo così che prevedeva quello? Perché quando inizia questa guerra, per l'appunto nel 2014, né gli ucraini né i russi erano veramente pronti a farla, no? E nelle cose è iniziata, gli è un po' scappata di mano e non sapevano come venirne fuori. La Russia non era pronta a una guerra, anche la Russia non era pronta a una guerra. E allora quello che hanno fatto è stato fare un accordo che entrambe le parti sapevano che non avrebbero, come dire, che era finto, che era semplicemente una tregua così posticcia. Perché era finto? Perché la Russia avrebbe dovuto restituire il controllo del confine fra Russia e Ucraina all'esercito ucraino, cosa che non ha mai fatto. No? Dall'altra parte l'Ucraina avrebbe dovuto organizzare dei referendum per chiedere a quelle regioni lì se per caso volevano staccarsi, se volevano diventare pezzi di no? Cosa che non avrebbero ovviamente fatto, sicuramente non fin tanto che quelle regioni erano sotto il controllo dell'esercito russo, ma in ogni caso, anche perché non so se lo sapete, ma questa è una cosa un po', come dire, che sta nella struttura degli stati moderni. Questi referendum l'abbiamo visto con Barcellona, la Catalogna. No, gli stati hanno una cosa. Perché Zelensky non può dire non ci frega tanto degli territori a est? Perché istituzionalmente, se tu dici a me va bene alienare una parte dello Stato a un altro Stato, alto tradimento, ti prendono, ti mettono in gattabuia ed è finita lì. No, allora è quello quando ti chiedono ma Zelensky davvero non vuole restituire? No, Zelensky mica è scemo, no, lo sa che è molto improbabile in questo momento fare un accordo riprendendosi la Crimea, non è che però non lo può dire, così come non lo potrebbe dire, e qua sta l'assurdità della cosa, nemmeno Putin per le regioni orientali, perché lui ha fatto fare dei referendum e adesso ha detto che le regioni orientali dell'Ucraina sono parte del territorio nazionale. Come è appunto nella Costituzione, e tanto vale per la Crimea, e quindi come se ne viene fuori? Guardate bene, si risolvono queste questioni. Non si riconosce, cioè le annessioni non si riconoscono, non si sono mai, cioè dal 1945 in poi non si sono mai riconosciute, avvengono, ma ufficialmente non si riconoscono, in realtà già anche da prima, perché se ci pensate, per esempio, gli stati baltici che sono stati annessi dall'Unione Sovietica non sono mai stati riconosciuti, per esempio, dagli Stati Uniti, dall'Occidente, no? E questo un significato ce l'ha, perché? Perché poi, per esempio, gli stati baltici l'indipendenza l'hanno potuta anche rivendicare. Quindi queste situazioni si lasciano così, però non vuol dire che non si possa cercare di costruire la pace, perché le missioni internazionali lavorano proprio su quello. Io una volta ho parlato
con una, come dire, una signora che lavorava nell'OSCE e lei diceva: noi non lo diciamo a nessuno che quello lì, no, parlava della Georgia, non lo diciamo a nessuno che quello lì è un confine, però intanto noi andiamo lì, iniziamo a costruire un muretto, diciamo ai soldati russi: voi andate un po' più in là, ai soldati georgiani diciamo: voi andate un po' più in là, nessuno dice nulla, ma poi a un certo punto quello diventa un nuovo confine. E loro speravano, no, di poter fare qualcosa anche nel caso ucraino, perché quando tu cerchi di ottenere la pace, no, e sei mandato lì a fare quel lavoro lì, tu fai quello, cerchi di dire: la prima cosa, facciamo andare gli eserciti sempre più lontani, costruiamo una roba in mezzo e speriamo che la pace tenga una volta che è stata trovata una tregua. Quindi queste sono le dinamiche. Non so se però sulla Russia qualcuno... Magari il microfono, che così non ci spostiamo. No, io aggiungo soltanto proprio dei dati bibliografici, perché così almeno, già che avete soltanto 2 libri da leggere, ne aggiungo altre cose. Sulla questione dell'identità, che in effetti è un concetto anche molto scivoloso, però uno dei curatori del secondo libro di cui abbiamo parlato, Marco Puleri, si occupa tantissimo di questo tema, e proprio in relazione alla russofonia, quindi all'idea anche di lingua russa staccata da un'identità nazionale o da un'appartenenza etnica. E a questo proposito erano usciti l'anno scorso una serie di 10 articoli molto interessanti scritti da 2 giornalisti e studiosi che si chiamano Francesco Brusa e Andriy Brashaiko, che hanno proprio analizzato la storia del Donbass, già peraltro parola di per sé anche complicata, perché il Donbass non esiste come entità amministrativa, e facendo vedere come l'identità del Donbass, che era diventato poi un po' anche un mantra anche per chi non studiava quelle zone, si parlava solo del Donbass senza saper bene di cosa si parlasse. Ecco, loro spiegano bene come sia difficile dire che cos'è, come sia difficile pensare anche in termini di Ucraina, Russia, russofonia, ucrafonia in quella zona. Tanto è vero che appunto mi aveva molto colpito, avevano intervistato una sociologa ucraina che diceva: forse noi sociologi dovremmo interrogarci sui metodi che utilizziamo, che oggi ancora utilizziamo, perché qui non funzionano. Qui quando parliamo con le persone e facciamo le nostre interviste, queste persone si sentono del Donbass o si sentono di Donetsk e Luhansk, non si sentono ucraini, russofoni, hanno una loro percezione di sé molto più sottile e profonda. E questo però capite bene che in un gioco delle parti e in una manipolazione continua dell'informazione, delle appartenenze, diventa poi problematica, perché poi alla fine bisogna stringere, cioè poi le azioni comunque si fanno in base a quello che uno ha come immagine e percezione di sé o dell'altro di fianco a sé, del vicino. Quindi davvero lo dico perché, non tanto perché questo possa dare una soluzione, ma perché per impostare noi il problema o la domanda, questo è sicuramente una cosa da tenere in conto. E l'ultimissimo commento su quello che diceva, non mi ricordo più chi era che l'aveva sollevata come questione, se gli ucraini avessero dovuto pensare che comunque si sarebbe finiti, no, a essere tra America e Russia, e quindi gli ucraini dovevano difendere la loro vita. Questa è la mia opinione. Non dovevano pensare a nient'altro, dovevano pensare che avevano le bombe in testa e i mariti al fronte. L'Europa, noi, forse dovevamo pensare un po' meglio a cosa scegliere, come scegliere e cosa fare. Questo sicuramente è stata una nostra grave mancanza, come europei, una nostra mancanza anche di sentirci europei in questo senso, a partire dai nostri governanti, ma anche a noi stessi. E questo credo che sia sempre, come diceva anche Simone, l'assunzione di responsabilità individuale è il terreno, secondo me, più efficace su cui possiamo lavorare. Possiamo dire che questi dovevano far così, questi non dovevano far così, ma partiamo sempre da quello che noi possiamo o non possiamo fare, ma non per farci poi gli esami di coscienza tutti i giorni, anche se io sono cattolica, questo me l'hanno inculcato da piccola, però è proprio perché se non parti da un'analisi di te stesso non cambi il mondo intorno a te, ma non ci riesci proprio, e se non dai tu l'esempio non puoi sperare che questo arrivi dal cielo. Quindi al di là di quello che possono, non possono, devono, non devono fare gli ucraini e tutti gli altri, pensiamo noi cosa dobbiamo fare, e su quello possiamo agire un pochino di più. Sì, io volevo soltanto invece, da russista, dire un paio di cose su alcune delle cose che sono state dette, in particolare il patto Molotov-Ribbentrop. Qui entriamo però
in un ambito molto più ampio, che è la distorsione della storia che viene operata in Russia da tantissimi anni, e in particolare che è stata fatta con maggiore intensità negli ultimi anni sotto Putin, che è assolutamente funzionale a un certo tipo di narrazione del passato in ottica identitaria, scusa Simone se ho usato questa parola, ma anche in ottica programmatica e politica, che all'interno, cioè, vista in maniera un po' più ampia, porta direttamente al discorso di Putin il giorno prima della guerra, che dice l'Ucraina non esiste. Cioè c'è tutto quanto una grossa confezione fatta dallo Stato su quella che è la storia russa. E noi che di Memorial ci occupiamo in particolare della storia delle repressioni, possiamo insomma dire sulla base di una serie di fatti oggettivi che è un meccanismo fatto in maniera abbastanza semplice, cioè non negare l'esistenza di alcune cose, ma riempirle di contenuti che vadano a uso e consumo di un certo tipo di messaggio su che cosa è la Russia. Questo, attenzione, va fatto a livello statale e a livello governativo. Ovvero, esempio concreto, si parlava prima di Yuri Dmitriev, studioso di Memorial, che è in questo momento in una colonia penale in Siberia, non proprio in Siberia, sugli Urali, in Mordovia, esatto, e che è stata una delle persone che ha scoperto la fossa comune di Sandarmokh, dove sotto Stalin nel periodo staliniano sono state fucilate fra le 6.000 e le 9.000 persone, anche a Memorial si litigano fra i numeri, però insomma non poche persone, cittadini inermi fucilati, e dove è stata fucilata il cosiddetto Rinascimento fucilato, cioè un movimento culturale straordinario, di grandissimo rigoglio e di grandissima significanza dal punto di vista prettamente culturale, in particolare letterario e teatrale. Questi scrittori sono stati tutti quanti arrestati, quasi ucraini, certo, scusate, non l'avevo detto, e poi quasi tutti fucilati in quel luogo particolare. Quel luogo è diventato un luogo fondamentale per la memoria di queste repressioni, ma anche per l'identità ucraina. La delegazione ucraina è sempre stata importante. Quando c'è stata l'invasione, l'annessione della Crimea, la delegazione ucraina non ha più partecipato per protesta, e gli organizzatori di Memorial hanno accusato la Russia di aver fatto una cosa assolutamente fuori dal mondo, insomma hanno denunciato la violazione. Di questi Dmitriev è stato quello che è stato messo al centro con un processo farsa per pedofilia e mandato in una colonia penale. È partito un grosso processo che ha portato nel giro di lì a pochi anni in Russia alla creazione di una storia parallela secondo la quale in quello stesso posto, che è un posto che è stato nascosto per 70 anni perché era praticamente impossibile trovare in mezzo a un bosco, è stato trovato da 3 attivisti di Memorial, in realtà 4, un quarto è morto poco prima in un incidente stradale, ma è stato fondamentale. In questo luogo, cioè praticamente impossibile trovare, la teoria dello Stato portata avanti da 2 storici ma fomentati da Medinsky, che è tra virgolette il braccio destro storico-culturale di Putin, è che in quello stesso luogo ci fossero vittime, fucilati, dei soldati dell'Armata Rossa sovietica uccisi dai finlandesi, nemici occidentali, a uccidere i nostri eroi. Tesi assolutamente impossibile, perché il luogo era A, introvabile, B, a 20 km dalla linea del fronte dalla parte russa, quindi ovviamente dalla parte sovietica, quindi chiaramente impossibile che questo succedesse. Però qual è l'obiettivo lì? I fucilati ci sono, la fossa comune c'è. Sì, ci sono i cittadini uccisi da Stalin, però ci sono i nostri eroi uccisi dai nemici. Questo tipo di meccanismo funziona su tutta una serie di questioni, tra cui il ruolo di Stalin, il patto Molotov-Ribbentrop, le persecuzioni sulla popolazione e quant'altro. Il Gulag esiste, le vittime ci sono state, però non parliamo di chi l'ha fatto. Chi l'ha fatto? L'ha fatto lo Stato, con i suoi organi, che sono tutta una serie di organi che hanno cambiato nome negli anni, sono diventati poi il KGB, da cui è uscito fuori Vladimir Putin, che è un prodotto di quel sistema. Quindi parlare di certe questioni storiche è qualcosa di estremamente complicato quando si porta l'attenzione sulla Russia, perché sono in atto processi da tantissimi anni per cambiare completamente
un certo tipo di dinamiche, un certo tipo di informazioni perché siano strumentali per il potere. Un'ultima cosa velocissima. Sì, la Russia, il signore mi pare diceva, da 1000 anni, la Russia sì, è stato nella sua storia spesso uno stato autocratico, ma anche uno stato straordinario che ha prodotto personalità come Sakharov, Solzhenitsyn, persone che hanno sempre provato a combattere questo sistema, e le testimonianze di persone che hanno provato a combattere l'autocrazia o comunque sistemi tirannici in Russia vanno veramente indietro nei secoli, e tuttora in questo momento, non abbiamo parlato oggi perché il focus è sull'Ucraina, ma diciamolo, ci sono in questo momento persone in carcere in Russia perché hanno difeso l'Ucraina, cittadini russi che hanno trovato indegno quello che ha fatto l'Ucraina, Putin è andato in piazza per difendere l'Ucraina, per dire che non era d'accordo, è stata arrestata e lo ha fatto sapendo benissimo che sarebbe stata arrestata. Quindi non parliamo di i russi sono tanti, sono diversi. La minoranza, su questo io sono... sul non incide siamo d'accordo. Sul non incide siamo d'accordo. Io però non sono su questo, il non ha mai inciso non sono d'accordo perché l'Unione Sovietica è crollata. Detto questo, c'è sempre da mettere, no certo, per carità, c'è sempre da mettere, cerco di essere veloce, c'è sempre da mettere le cose all'interno del contesto, cioè sì, è una minoranza, quelli che vanno in piazza sono una minoranza, ma guardiamoci negli occhi, chi di noi andrebbe oggi in piazza sapendo che va a finire in un gulag in Siberia? Io avrei difficoltà con 2 bambini piccoli. I russi lo fanno, alcuni russi lo fanno. Ci sono tantissimi russi, peraltro, che non lo dicono apertamente, ma contrastano il regime. Nel nostro primo libro, e con questo finisco perché so che ci sono altre domande, nel nostro primo libro, uno degli articoli che secondo me è stato più importante, il nostro primo libro di Memoria d'Italia con Corriere della Sera, ne abbiamo fatti 3, è stato l'articolo di Alexis Berelovich che ha analizzato questi sondaggi che uscivano all'inizio. Provo a fare una estremissima sintesi. Il 50% dei russi sono a favore della guerra, dicevano questi sondaggi, il 30% il 20% è contrario, il 30% non si esprime. Però questi erano sondaggi fatti da un'agenzia statale che ti chiama a casa e ti dice, in un contesto come quello, sei a favore della guerra? E in questo contesto metà delle persone hanno detto o non mi esprimo o sono contrario. Quindi guardiamo pure questo contesto, mentre intanto intorno li arrestavano. Non è così semplice la questione. No, la domanda, capisco che non avete arti divinatorie, però è brevissima, ma davvero voi credete che questa alleanza, tra virgolette, diciamo, tra Trump e Putin sia una cosa reale o sia semplicemente un mezzo tattico che durerà veramente poco? Perché le questioni sono tante, Trump sta chiedendo tante cose, tantissime, e vorrei sapere un po' cosa ne pensate voi di questo, perché mi pare... sì, tutto qua. Io avevo una domanda simile alla signora. E poi la signora. In verità prima c'era il signore e poi... No, mi aggiungo alla signora un po' sostanzialmente quello diceva la signora. Prego. Buonasera. Comunque, riguardo agli stupri di massa, proprio c'è anche questa tradizione all'interno dell'esercito russo dove fanno proprio le esecuzioni pubbliche, le espongono all'interno dei loro stessi canali Telegram. Avendo Telegram, alcune volte giravano questi video, appunto notavo questa cosa, c'è anche la tradizione di uccidere le persone con un martello, anche con i simboli della Wagner stessa, che ormai la Wagner non esiste più, è in Africa ed è amministrata da altre persone. E poi appunto oltre a questa cosa lei diceva che non si evidenzia mai chi è stato a fare cosa, perché appunto
la narrativa russa funziona proprio in questo modo, non si discutono mai le colpe, cioè mai di chi fa. Poi oltre a questo si tende sempre all'interno della propaganda russa stessa a mettere gli ucraini come, cioè a far vedere gli ucraini come un popolo da sottomettere, come dei subumani, loro stessi li definiscono in questo modo. Lei aveva citato prima quel fautore russo di Putin, non mi ricordo bene il cognome. Sì, infatti lui ha scritto un lunghissimo articolo sui 300 anni dell'unità del popolo russo-ucraino. Cioè, insomma, ci sono tantissimi fatti che spiegano come funzioni la società russa, cioè questo volevo evidenziare. Cioè, lo trovo molto interessante, appunto, comprendere come funzioni la società russa, che, ripeto, 20% si oppone, l'altro 30% non vota perché ha paura, l'altro 50% si esprime a favore. La mia è una richiesta, e cioè, da quel che ricordo, anche Lukashenko aveva, come dire, partecipato proprio alla guerra, cioè so che è un alleato di Putin, ma insomma la Bielorussia cos'è che sta facendo concretamente? Cioè, le chiedo più che altro di parlare di questo. Esatto, grazie per questo assist calcistico. Ci hanno appena regalato per la biblioteca 2 libri sulla Bielorussia. Allora, è esatto anche, cioè è una domanda molto corretta, perché questo conflitto non si può guardare soltanto parlando di Ucraina e Federazione Russa, ma almeno allargare lo sguardo all'altro vicino e all'altro attore complice, quantomeno dell'invasione, è importante. E la Belarus in questo senso è stata fondamentale, una pedina fondamentale per Putin per poter continuare la sua strategia, e d'altro canto è stato un altro esempio di resistenza e opposizione reale. Tutto quello che abbiamo detto sulla Federazione Russa, sulle condizioni della repressione, sulle difficoltà di una dissidenza più o meno simbolica o più o meno reale, in Belarus sono 1000 volte peggio. 1000 volte. Peggio nel senso che qui parliamo di un paese che da 30 anni ha la stessa persona al suo al massimo vertice del potere, e badiamo bene che le primissime tornate elettorali in Belarus erano reali, il sostegno a Lukashenko era reale. La Belarus ha una storia molto articolata, come quella di ogni paese, ogni nazione, e in questo libretto, per fortuna, c'è un bravissimo giornalista di cui ho parlato prima, Francesco Brusa, che ve la spiega bene. Fa proprio una panoramica sulla storia della Belarus contemporanea, ma passando e partendo proprio anche da prima del 17, da tutto quello che è stata la formazione anche di questo Stato. Però ecco, Lukashenko da 30 anni al potere, e la sua idea e l'idea anche di Belarus durante l'Unione Sovietica era proprio quella di essere un modello, una prova, un banco di prova, proprio un momento laboratoriale di esperimenti, come facevano gli esperimenti sociali, per capire quanto si potesse lavorare sul consenso o sulla repressione, e se funzionava in Belarus si portava anche in altri paesi. Questo era proprio il modello. E adesso la Belarus continua ad avere questo ruolo. Se possiamo andare lì, se il giro di vite funziona in Belarus, lo portiamo anche in Federazione Russa. Immagino che tutti abbiate visto, anche se da noi le cose passano sempre un po' di sfuggita, quello che è successo nel 2020 in Belarus, quando c'è stata l'ennesima tornata elettorale. In quel momento erano invece già attivi brogli su brogli,
già dall'elezione precedente, ma quelle del 2020 hanno posto chiaramente davanti a tutti i cittadini e le cittadine bielorusse che quello che stavano avendo era sostanzialmente una forma di dittatura senza una reale possibilità di scelta, e la cosa ancora più importante, c'erano finalmente dei candidati reali. C'era una persona, Tikhanovsky, che era un oppositore credibile, che aveva davvero raccolto un consenso, e questo aveva fatto paura ovviamente a Lukashenko, che infatti all'ennesimo broglio lui lo butta subito in prigione, fa piazza pulita di tutti gli altri oppositori, e in quel momento il paese scende in piazza. In Belarus nel 2020 scendono tutti in strada e tutte in strada, e la repressione è brutale. La Bielorussia è un paese di circa 8 milioni e mezzo di abitanti, di cui attualmente 1 milione e mezzo è fuori dal proprio paese, quindi immaginate, fate un po' la proporzione, e in cui sono incarcerati con pene lunghissime e con condizioni di detenzione assurde più di 1500 persone, e i numeri sono destinati a crescere, di cui peraltro non abbiamo quasi notizia. Se con la Federazione Russa, questo non è per dire che in Federazione Russa stanno bene i prigionieri, però c'è quantomeno la possibilità di monitorarli, di appoggiare le famiglie, di avere avvocati che hanno contatti con loro, di scrivere lettere. È uno dei progetti che Memorial fa, la possibilità di mettersi in contatto con queste persone. In Belarus no. Ci sono parenti che non hanno notizie dei propri cari da mesi, tra cui il premio Nobel per la pace nel 2022, oltre a Memorial e oltre al Centro per le libertà civili ucraine, il terzo co-laureato del Nobel è stato Alias Beliatsky, che è uno dei più grandi attivisti e difensori dei diritti umani, che ha proprio ricevuto, ovviamente lui non ha potuto ritirarlo, ma ha ricevuto il premio Nobel per la pace, e di cui sua moglie non ha idea se è vivo o no in questo momento. Quindi è un paese che ha davvero, da una parte, dato se stesso, le proprie basi, il proprio territorio in favore della Federazione Russa, perché Lukashenko ha un rapporto con Putin ormai ventennale, sono alleati, si chiamano Batka tutto il tempo, sono tutti papà e padri, padroni. Sì, assolutamente. E dall'altra c'è un paese, ancora proprio sabato abbiamo inaugurato una mostra di questo designer Artur Vakarau, che ha fatto 30 manifesti per celebrare i 30 anni di dittatura. È venuta una rappresentante belarussa, una ragazza di 35 anni che si è fatta 2 condanne in Belarus e poi è scappata perché ha capito che la terza sarebbe stata la definitiva, e ci diceva proprio: arriverà in Italia a breve la Presidente della Repubblica di Belarus, Tikhanovskaya. Cioè, per una parte del paese hanno già un'altra presidente, hanno già una persona che li rappresenta. Il problema è che abbiamo ancora il Batka Lukashenko, che non abbiamo ancora capito come fare a buttarlo fuori. Però è una situazione molto diversa dalla Federazione Russa, per questioni anche di grandezza territoriale, ma che senz'altro va tenuta in considerazione quando si parla del conflitto e dell'invasione ucraina. Sì, no, ti lascio l'ultima parola perché è giusto che sia tu a chiudere l'incontro. Volevo dire soltanto una cosa velocissima a ruota rispetto a quello che ha detto Giulia adesso. E anche ricollegandomi alla domanda su Trump e sugli scenari attuali. Chiaramente nessuno ha la sfera di cristallo, non sappiamo cosa succederà. Però possiamo vedere quello che sta succedendo. Una delle cose su cui secondo me dobbiamo riflettere sul serio e preoccuparci sul serio è che stiamo assistendo, credo in questo momento, alla distruzione di una serie di pratiche e anche istituzioni internazionali che salvaguardavano un certo tipo di discorso. A cosa mi sto riferendo? Adesso arriva Trump e ritiene assolutamente normale chiedere a un paese in guerra, stremato dalla guerra da 3 anni, una guerra in aggressione, chiedere il riscatto delle terre rare, cioè praticamente puntare una pistola, anzi no, dire alla persona che è lì con la mano che dice aiuto, e mi dice sì, vabbè, dammi il portafoglio se no non ti aiuto, più o meno stiamo parlando di questo, scusate la banalità, la banalizzazione della questione. È la stessa persona
che di fatto segue le teorie di Putin sull'Ucraina, fondamentalmente a livello esteriore, e tutto quanto il cotè di aggressività e anche di modo di parlare, modo di porsi, non soltanto di Trump, ma di tutto quanto quello che è questa grossa alleanza internazionale che si sta formando. Io credo che dobbiamo allarmarci perché in questo momento agenzie come l'ONU, agenzie come insomma tutte quante l'USAID, sì, insomma, cioè sta succedendo in questo momento un fenomeno che credo stia portando più o meno verso un certo tipo di svolta, ed è una svolta molto pericolosa. La cosa più allarmante di tutto questo è che l'Unione Europea, che già esiste come federazione, si sta dimostrando clamorosamente impreparata alla sfida. Noi questo lo dico, e con questo chiudo perché non voglio dilungarmi troppo. I bielorussi, i russi che scappano, gli ucraini che fuggono dalla guerra, in Italia sono trattati da cani. E non perché noi siamo cattivi o che altro, perché non c'è stato la capacità di comprendere che, come diceva Simone prima, quella è la Russia del futuro, quella è l'Ucraina del futuro, quella è la Bielorussia del futuro, e dobbiamo far sì che queste persone sopravvivano, crescano, perché poi un giorno, se mai si dovesse ricreare l'opportunità, possono tornare in patria. Queste persone, dico, parlo dell'esempio italiano, noi abbiamo avuto una studiosa bielorussa che è venuta in Italia, non siamo riusciti, perché non ci sono le leggi per dare queste persone, non siamo riusciti a darle la possibilità di restare, è tornata in carcere ed è una di quelle di cui non si sa più nulla. Non sappiamo che è soltanto che è in carcere. Gente fuggita dall'Ucraina, portata, buttata nelle case famiglia, si adatta in qualche modo dopo tanto tempo, poi viene spostata in un paesino a 300 chilometri di distanza sulle colline con i figli che già erano completamente traumatizzati e che finalmente si stanno riadattando a una vita in un paese diverso, presi e buttati in un paesino di collina perché l'agenzia X che stava gestendo questa situazione ha deciso che dovevano cambiare casa famiglia. Russi che scappavano, a cui noi non siamo riusciti a dare un visto perché in Italia non esiste il visto umanitario. In altri paesi, tranne rarissime eccezioni, i russi che scappano sono lì a combattere per avere il pezzo di carta, il lavoro, cioè non sono messi in condizione di riunirsi e creare un'alternativa. L'Europa non lo sta capendo questo, non lo sta capendo, non vuole mandare le armi, non vuole interrompere col gas, insomma tutta una serie di cose che l'Europa non sta facendo, ma il problema è che in questo momento l'Europa si sta isolando da sola. Se noi questo non lo capiamo, se noi intendo come istituzioni, rischiamo di andare in una deriva molto pericolosa. Con questo mi fermo perché so che c'è tempo. Allora, sì, no, io risponderò anch'io abbastanza velocemente. Volevo solo dire su quella linea sulle violenze sessuali pubbliche. Sì, chiaramente Marta Gavrisco lo dice, e se volete nel saggio poi ritrovate anche la bibliografia. C'è una linea che lega quello che succede oggi in Ucraina con quello che è successo per esempio durante le guerre in Cecenia. Quelle pratiche, quel modo di agire è stato prima utilizzato in Cecenia contro i ceceni e poi sono magari le stesse persone che lo fanno oggi anche in Ucraina. Questo io non sono un esperto, però lo potete ritrovare. Sulla domanda di Trump io volevo aggiungere un po' di pessimismo, nel senso che la domanda era: voi non avete, è vero, noi non abbiamo la sfera di cristallo, non possiamo sapere, però la domanda era: mettiamola più sul lungo periodo, e il lungo periodo ci dice qualcosa. Beh, innanzitutto ci dice che l'alleanza Putin-Trump è un'alleanza di lungo periodo, cioè le dinamiche di elaborazione di quel tipo di politica, di quel modo di fare politica e di quei punti all'ordine del giorno che per esempio, no? In questo libro io ho scritto una cosa sulle comunità LGBTQ+, eccetera. Ecco, questi qui oggi negli Stati Uniti come stanno
quando Trump dice che lui vuole eliminare, no, i due generi, c'è soltanto maschile e femminile, il resto non c'è, no, allora c'è anche tutta una letteratura, c'è un politologo famosissimo, Ivan Krastev, bulgaro, che studia queste cose, è una linea di lungo periodo. Io dico sempre a Ivan Krastev che lui si dimentica che il vero fondatore di tutto questo è un italiano, ancora una volta, no? Come il fascismo l'ha fatto Mussolini. Il vero fondatore di questo modo di fare politica era Silvio Berlusconi, ha iniziato negli anni 90, e di questi uomini politici Trump non tanto per motivi così, no, era grande amico, non a caso Putin, dice Berlusconi, adesso non so se io, però. Qual è la questione? Sicuramente Trump sarà alleato di Putin fino alla fine del suo mandato. La domanda vera è quella: e le istituzioni americane? Allora, badate bene, la preoccupazione sta nelle istituzioni americane. Cosa sta facendo Trump con le istituzioni americane? Le sta distruggendo. Come faceva licenzia le persone, non so se lo sapete, addirittura ha licenziato quelli che controllavano i missili nucleari, no? E poi si è reso conto che forse li doveva riassumere di nuovo perché altrimenti non aveva più chi li controllava. Ma sta facendo delle cose, non so se nominare una Corte Suprema tutta di trampiani, che dà al presidente l'immunità sul passato e che lui pensa di poter utilizzare per il futuro. Cioè ci sono degli attacchi. Lì la domanda è: come reagirà la società americana? Il Partito Democratico non sembra molto in grado di reagire, è perso, è senza molte idee, dobbiamo guardare lì. Badate bene, chi studia gli Stati Uniti dice anche: il presidente ha tanti poteri, 4 anni, poi vai via. Quindi se non riesce a cambiare la Costituzione, tra 4 anni deve andare via. La cosa è lì: riuscirà a cambiare la Costituzione? Cambiare Costituzioni non è così semplice, e si spera che la società statunitense possa produrre degli anticorpi nel mentre per evitare quella cosa lì, perché poi fra 4 anni ci saranno delle nuove elezioni e si vedrà. Sulle organizzazioni internazionali, anche lì voglio sempre dire qualcosa di pessimista, l'altra organizzazione che viene a mancare è la NATO. La NATO non esiste più. Se gli Stati Uniti, badate bene, di nuovo lungo periodo, non sono mai stati così tanto interessati a stare in Europa. Anche alla fine della Seconda Guerra Mondiale, come dire, controvoglia, poi dopo si impegnano e allora fanno però anche il famoso piano Marshall era un piano per dire: poi fate da voi, no? Cavatevela un po' da voi. E invece adesso pare che un po', come dire, anche perché giustamente l'asse del mondo non è più quello dell'Atlantico, è il Pacifico, si guarda più di là. Noi siamo una questione minore, dobbiamo iniziare a capire che siamo non il centro del mondo, siamo una delle periferie del mondo. La politica americana non verrà più definita da che cosa succede in Europa, ma da che cosa succede fra America e Asia. E allora, come dire, ci saranno delle scelte, se volete, anche legittime di non occuparsi più dell'Europa, e allora l'Europa si deve occupare di se stessa da sola. E l'altro problema ovviamente è le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite sono un'organizzazione da questo punto di vista vecchia, che va svecchiata e va cambiata, che però noi non possiamo semplicemente come dire, far finire qua. Cioè quello che fanno quelle organizzazioni, io ho sentito ultimamente, no, poi questa cosa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è vero che ha tanti limiti, però è anche un'organizzazione assolutamente fondamentale. Ha gestito male il Covid, sì è vero, ha gestito male il Covid, ma non vuol dire che non serva assolutamente a nulla. Allora in questo, come dire, valutazione, quello che dobbiamo capire è, secondo me, sempre di più, siamo in una nuova epoca, le domande sono cambiate, i problemi sono cambiati, dobbiamo elaborare una nuova, e quindi ci vuole più impegno politico, darci da fare di più. Gli europei, se non vogliono rimanere appunto, no, schiacciati fra altri in questa periferia che si parlava di patto Molotov-Ribbentrop, a me l'incontro a Riyadh sembrava un patto Molotov-Ribbentrop. Se non vogliamo essere spartiti tra altre potenze, dobbiamo impegnarci di più. Evviva l'ottimismo e il profumo della vita. Allora, ci sono altre domande, interventi?
tra 10 minuti dobbiamo terminare, nel senso che quindi ora o mai più, come si dice sempre alla fine di questi incontri. Mai più. Va bene, io vi... L'intervento del professor Gullotta è anche il problema, dico, non è soltanto quello che accade in America, perché questi organismi, pensiamo cosa ha fatto l'Italia con la Corte internazionale di giustizia penale, pensiamo con cosa che sta facendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte queste organizzazioni nate dopo la Seconda Guerra Mondiale stanno scomparendo, ma non solo per il punto di vista americano, anche per quello molto più modestamente italiano. È un vento che tira in una direzione. Guardiamo la direzione della Germania. Prego, velocemente. No, nulla. Sì, leggevo un articolo su Internazionale, stanno scomparendo non so quante migliaia di pagine web dai vari siti delle agenzie federali negli Stati Uniti, e ci sono intellettuali e giornalisti degli Stati Uniti che stanno dicendo, insomma, che in sostanza in qualche modo siamo vicini ad un colpo di Stato. Detto questo, vi ringrazio per essere intervenuti e intervenute e vi saluto. Arrivederci.